Buongiorno a tutti e ben ritrovati con Sveglia Trieste, sono le 7 di mercoledì 20 maggio, vi anticipo gli ospiti che saranno con noi quest'oggi: Laura Palutan, che è presidente della settima circoscrizione per la lista di piazza, sarà con noi dalle 8 alle 9. Dalle 9 alle 10 con noi il dottor Dino Cafagni, esperto di storia e cultura triestina. Andiamo a leggere subito la pagina meteo, la situazione generale che viene riportata dal sito dell'ARPA Osmer del Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata di oggi un debole fronte proveniente dall'Europa settentrionale passerà sulle Alpi orientali, in seguito affluiranno in quota correnti settentrionali abbastanza secche. Per oggi al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata maggior nuvolosità sulla zona montana con probabili rovesci e temporali sparsi, che successivamente nel pomeriggio potranno interessare anche pianura e costa, venti a regime di brezza. Temperature minime 12-15 gradi, massime 20-22 gradi centigradi. Per domani, giovedì 21 maggio, il mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone del pomeriggio sulla zona montana, probabile variabilità con la possibilità di qualche rovescio o di qualche locale temporale. Venti a regime di brezza, temperature minime 13-16 gradi, le massime, la previsione indica 20-23 gradi centigradi. Sguardo settimanale che ci porta fino a sabato con tendenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sono possibili rovesci o temporali sulle zone orientali, sulla costa per sabato al mattino Borino, in giornata 20 a regime di brezza, quindi ancora qualche temporale sparso che potrebbe toccare le zone più orientali della regione. Andiamo alle notizie di oggi, cominciando con il quotidiano locale Il Piccolo, che mette in apertura questa notizia che riguarda l'Istituto Dante Carducci. Tubercolosi, 30 positivi al liceo, sono studenti della sede di via Corsi del Carducci Dante, stanno bene e non sono contagiosi. L'azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina dice tutti sotto profilassi antibiotica, nessun allarme, avviato un piano di accertamenti anche per circoscrivere il contagio di questi 30 studenti del Carducci Dante. Treni, disagi in Friuli Venezia Giulia, 20 cantieri aperti, ma a fine lavori i viaggi saranno più veloci. Sulla linea Trieste-Venezia, da ieri saranno 6 le giornate di passione sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia, ma alla fine, fra tanto tempo purtroppo, si andrà più veloci, intanto i passeggeri si devono armare di molta pazienza fino all'inizio della prossima settimana. Si tratta la tratta infatti ferroviaria si interrompe tra Cervignano e Portogruaro, le informazioni poi saranno dettagliate nel tempo, per adesso sono invece ancora precarie, pullman sostitutivi e ritardi importanti, la lamentela dei pendolari soprattutto. Sarà Election Day contro la paura di un cappotto, non è da oggi che l'Inner Circle di Giorgia Meloni è da per scontato l'anticipo delle politiche alla primavera del 2027 in Election Day, con anche le elezioni comunali. Il caro energia e l'illusione del nuovo deficit, c'è qualche possibilità che l'Unione Europea in un modo o nell'altro venga incontro alla richiesta italiana di generare un nuovo deficit. Le altre notizie con al centro la foto dei tafferugli di ieri in viale 20 settembre, saluti romani, insulti a tafferugli, cronista ferito, gli scontri tra antagonisti e polizia in assetto antisommossa. A pagina 26 dettagli di quanto accaduto, lo vedremo poi anche nel servizio di Gianluca Paladin. La giunta di piazza stanzia 1.200.000 euro per l'inferriata a recinto di Piazza Libertà, la posta è contenuta nella variazione di bilancio estiva, si tenta così di arginare il degrado e allontanare i migranti. Era stata già annunciata la volontà di recintare Piazza Libertà dal sindaco, ora sono stati messi i soldi a bilancio, come detto 1.200.000 euro. Ieri nella presentazione dell'assestamento comunale del bilancio sono state diverse infatti le poste toccate, tra cui anche questa, poi vedremo di più anche nel dettaglio. Nel frattempo, tra le altre notizie di cronaca, all'asta il comune è pronto ad acquistare il ritratto di Svevo, lo vedremo a pagina 29,
Adesivi antisemiti contro l'avvocato Costoris, indaga la Digos, in questo caso ancora l'approfondimento alle pagine interne. A Muggia, cassonetti fissati per resistere ai cinghiali famelici. E poi l'auto d'epoca, la Mitteleuropean Race, sfilate, eventi e prove di regolarità. Sarà infatti a partire da questi giorni fino a fine settimana un weekend l'insegna delle auto d'epoca. In Serie D a Rocco, Triestina, il nodo dello stadio, affitto e 72 rate per il debito. I tempi per definire il campo da gioco a disposizione della Triestina per il prossimo campionato di Serie D sono infatti strettissimi. Tra il 4 e il 10 luglio la società Labardata potrà iscriversi al torneo e in quel contesto dovrà indicare l'impianto sportivo di riferimento. Ma la partita è ancora aperta. Dalla pubblicazione da parte del Comune di Trieste del bando di concessione per un anno dello Stadio Rocco dovranno passare 30 giorni prima di procedere all'aggiudicazione. Per evitare di sobbarcarsi gli oneri che derivano da questo tipo di uso e gestione, proprio del Rocco, utenze e manutenzioni del manto erboso, ha avanzato al Comune una controproposta ardita e ha chiesto di dilazionare il pagamento degli arretrati. Questa per la società Alabardata. Basket di playoff, domani ci sarà gara 3, prevendita lenta e la Nord non ci sarà, domani al Palla Rubini gara 3 dei playoff di basket, la Pallacanestro Trieste affronterà Brescia, la serie è in parità sull'1-1, ma nonostante ciò questo risultato non scalda la tifoseria biancorossa scottata da un Mattiasic in fuga. Su 4.729 abbonati appena 1 migliaio ha esercitato la prelazione. Al momento i ticket venduti complessivamente sono meno di 2.000. La Nord conferma la protesta, infatti non entrerà nel palazzetto per sostenere la squadra. Questa è la prima pagina del Piccolo. Facciamo un passaggio all'interno delle prime pagine dei quotidiani nazionali, poi andremo all'interno delle notizie locali. La flottiglia, spari e arresti in mare, difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese della NATO al 5% del PIL, poi il dietrofront, proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto. Tajani dice Israele garantisca l'incolumità dei nostri connazionali. Putin dall'alleato Xi Jinping, la sfida all'Occidente, lo zar a Pechino tra affari e conflitto. Il costo della guerra per le imprese, 25 miliardi di dollari, questa è l'analisi sulle spese che si riverberano poi sulle imprese, le spese della guerra. Traffico di influenza, accusa shock a Zapatero, icona della sinistra, a Spagna, l'ex premier è sotto inchiesta. La fotonotizia con la morte di Mr. Mango, è stato ucciso dal figlio, il fondatore del marchio di abbigliamento finì in un diruppo nel 2024, il fondatore dell'impero spagnolo della moda Mango, Isaac Andic, morto in montagna nel dicembre di 2 anni fa, non sarebbe stato vittima di un incidente, lo avrebbe ucciso il figlio Jonathan, che ha ricostruito la polizia catalana sul Montserrat a un'ora da Barcellona, lo avrebbe spinto giù per un dirupo, e questo infatti è il titolo con foto al centro del Corriere. Recuperati 2 sub alle Maldive, persi nella grotta senza più aria, ritrovate le telecamere, la task force di sub finlandesi ha recuperato i primi 2 corpi degli italiani morti nella grotta degli Squali alle Maldive. Si tratta di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, le loro telecamere sono state consegnate agli investigatori. Voleva la strage, ma per il PM non è terrorismo. Modena, El Coudri resta in carcere, convalidato l'arresto e disposta la perizia psichiatrica. Intanto la sorella del giovane si dispera e dice non so se riuscirò mai più a guardarlo in faccia. Italia-India, il nostro legame strategico per il futuro, l'intervento diplomatico tra Giorgia Meloni e il presidente Modi, e poi il riarmo e il dialogo con Giuseppe Sarcina nell'articolo di fondo del Corriere. L'infermiera di Modena è invece il titolo del caffè di Gramellini, che chiude la prima pagina del Corriere della Sera. Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma del comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro il deputato 5 Stelle. Le opposizioni, il governo reagisca. Caro Tenuto, dice Netanyahu, dovrà rispondere del mio sequestro. È proprio il deputato Grillino che parla.
di questa missione della flottiglia interrotta da Israele. Spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira una mozione sulla revisione del 5% della spesa militare della NATO, Putin da Xi Jinping, Cina un bivio, Salerno si prepara al ritorno del suo viceré, la città è al voto. E poi il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo, le code interminabili fuori dalle banche spesso sfociano in momenti di tensione. Il malecón vuoto e silenzioso solcato solo dal ronzio dei veicoli elettrici, il reportage da La Habana con Cuba che si trova in difficoltà. L'inchiesta di Modena, il GIP dice El Khoury resti in carcere, non ha agito perché è disturbato. Come prevedibile resterà in carcere l'uomo accusato della tentata strage a Modena, lo ha deciso la giudice Donatella Pianezzi al termine dell'udienza di convalida del fermo. Nelle Maldive recuperati i corpi di altri 2 sub, omicidio colposo, così viene detto rispetto all'accaduto. Il Giornale, spese della difesa al 5% è troppo ma la mozione viene ritirata. Energia, l'Europa apre alla proposta italiana, si tratta sulla flessibilità, superare l'emergenza, secondo l'Italia all'Europa, la pazzia non c'entra, Salin voleva la strage. L'attentato di Modena, il GIP esclude il terrorismo, ma smonta le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione. Altro titolo, stranieri, violenti, instabili, in Italia ci sono 700 mine vaganti. Flottiglia, italiani fermati, Tajani dice dovete liberarli, in Medio Oriente. All'interno poi vittime sacrificali contro Hamas, prima denuncia dei palestinesi. Recuperati altri 2 corpi dei sub, le GoPro in mano ai pubblici ministeri. Il caso di Roma, sportello CGIL nel centro sociale della capitale. Questi titoli del giornale. Sole 24 ore, intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi, tiene alti umore e indici a Wall Street. L'era delle società attive nell'intelligenza artificiale è alle porte di Wall Street e gonfia le ambizioni della borsa di continuare a macinare primati nonostante i rischi. Un'era capitanata da un gruppo di start-up, una decina, con valutazioni multimiliardarie, a cominciare da SpaceX di Elon Musk e da OpenAI di Sam Altman, un gruppo di big che nei prossimi 12 mesi promette di arrivare sul mercato con una valutazione complessiva ben superiore ai 4.000 miliardi di dollari, ed ecco perché in molti parlano di una bolla dell'AI che si sta riverberando anche sui costi dei microchip e delle componenti, che proprio per permettere a questi sistemi di funzionare e di elaborare sempre più dati hanno bisogno di infrastrutture più potenti, hanno bisogno di climi più freddi, poter raffreddare tutti questi server e anche le componenti che vanno a ruba e che vengono tolte da altri asset tecnologici in costruzione, tra cui, anche se in minor parte, tutto il mercato dell'automotive. Al via da oggi il Festival dell'Economia, dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. Si svolge a Trento fino a domenica, questa domenica 24 di maggio. Accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale con il caro energia. Giorgetti conferma il decreto in arrivo venerdì anche per evitare lo sciopero dei tir. All'interno del Sole 24 Ore c'è anche questa, la storia della squadra di paraciclismo in bici con una gamba sola a portare aiuti e cibo a Gaza. Eredità, quasi il 50% delle case posseduto da ultra settantenni, passaggi generazionali che valgono 2.720 miliardi. Parliamo dell'Italia in questo caso. Andiamo adesso alla Gazzetta dello Sport. Conte sempre azzurro, si libera dal Napoli e vede l'Italia. Domenica il saluto al Maradona, va via a 0, è in accordo col club. Antonio ora è favorito per fare commissario tecnico della nazionale. De Laurentiis per adesso tratta con Sarri, che come molti amanti del calcio sanno è in rotta con Lotito, presidente della Lazio, per discordanze relative al mercato e anche all'impostazione della stagione, che per i biancocelesti non è stata buona. Ganna record al Giro, crono 55 orari di media, Vingegaard soffre, Eulalio resiste in rosa. Per quanto riguarda la Serie A, domenica il Cagliari, il Milan è pronto a tutto, ritiro Champions e Modric titolare con la maschera, lo vediamo infatti con la maschera di protezione per il viso.
Ancora calcio, ci prova Chiellini, c'è da salvare la Juve del futuro, l'uomo forte dei bianconeri che parla alla Gazzetta alle pagine 14 e 16. Tennis con Alcaraz che salta anche Wimbledon, Sinner può toccare 100 settimane da numero 1. Lo spagnolo infatti non sarà quasi sicuramente partecipe del grande slam sul prato londinese di Wimbledon, uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP di tennis. Andiamo all'interno del piccolo, questa è la prima pagina che abbiamo visto in precedenza. Ora ci dirigiamo direttamente all'interno delle notizie locali con la Triestina, il caso dello Stadio Rocco. Il rapporto a un bivio, l'Unione propone al Comune la locazione del campo ogni 2 settimane senza procedere con la concessione, ma la soluzione non sembra percorribile. L'ipotesi quindi del Grezzar se non si trova la quadra. Per i debiti la società punta a rateizzare in 72 rate il debito nei confronti del Comune. L'impianto è tra i beni municipali indisponibili e quindi affidabile solo con concessione. Ed è stata la strada, quella della concessione, che ha contraddistinto l'impegno, l'impiego dello Stadio Rocco in tutti questi anni. Qui vediamo le immagini del Rocco da dentro e da fuori e gli altri dettagli all'interno dell'articolo in oggetto. La via d'uscita, una riduzione degli spazi in affidamento. Se la Triestina non giocherà allo Stadio Rocco il prossimo campionato, l'impianto comunque avrà bisogno di manutenzione. Il manto erboso va curato. A quel punto però, visto che tenere chiuso un impianto simile sarebbe difficile da giustificare, le porte dello stadio dovrebbero venire spalancate ai concerti, eventi di una portata tale da far passare l'amarezza per la temporanea fine del rapporto tra l'Unione e lo Stadio Rocco. Quello di Valmaura è un impianto importante, da Serie A. La gestione costa, gli spazi al di là del campo sono ampi, ma per il campionato in Serie D, oltre al campo, non servono tutti quelli previsti nella precedente concessione, che oltre al terreno di gioco, agli spalti e alle casse include l'ampia sede della società, l'area spogliatoi, i locali come quello per l'antidoping, per il prelievo ematico, quello per gli steward o per la procura federale, ma c'è anche la palestra, il bar o i tabelloni luminosi e il parcheggio. Quindi la Triestina, rinunciando a una serie di spazi, potrebbe ridurre quantomeno i costi delle utenze. Dal 2017 all'estate dell'anno scorso, del 2025, a regolare i rapporti tra il Comune e la Triestina per l'utilizzo di quello stadio c'era una convenzione. Allora l'Unione, per una capienza ridotta, pagava somme irrisorie per il campionato 2024-2025, circa 30.000 euro per capirci. Il resto era a carico dell'amministrazione comunale e quindi di fatto di tutta la collettività. Passiamo ad altro, alla cronaca di ieri pomeriggio. La commemorazione di Almerigo Grills si è trasformata in una guerriglia in Viale 20 Settembre. I gruppi di antagonisti hanno affrontato gli organizzatori, i reparti antisommossa sono dovuti intervenire per dividere le opposte fazioni. Nello scontro urbano ha aggredito con un pugno anche il giornalista del Piccolo Giampaolo Sarti. Qui vediamo le foto di questo momento di tensione, con la polizia a fare da scudo tra i militanti presenti per la commemorazione dei Grills e invece chi si è recato per contestare, nonché il cronista che è stato poi soccorso dal personale sanitario. Prima i saluti romani, poi l'arrivo dei militanti di sinistra, che sia attacco o provocazione, per passare dalla quiete al caos basta un attimo. I tafferugli, volano tavolini e sedie dei bar, i partecipanti di destra si dileguano, polizia e carabinieri spingono gli altri manifestanti verso la via Battisti, e infatti è una delle scene che vedete qui, quella proprio di contenere il tutto e spingere queste persone verso la via Battisti, separandoli dai militanti di destra che invece erano più verso la via Timeus. Di questo abbiamo dato conto con Gianluca Paladin e Alessandro Carelli sul posto ieri, che hanno raccolto quanto vi facciamo adesso vedere. Stiamo vedendo in corso gli scontri in Viale 20 Settembre tra coloro che volevano commemorare la figura di Almerigo Grills e invece le persone contrarie. Polizia sul posto
che sta cercando di contenere le violenze in corso in questo momento. Ve lo stiamo mostrando, la situazione era tranquilla fino alle 18, poi i cori che si sono sentiti in lontananza, vedo volare calci e pugni, ma anche cinghie, forse qualche bastone, forze dell'ordine in tenuta antisommossa per contenere la folla. Annunciata la manifestazione per la commemorazione di Amerigo Grills, così come era annunciato il probabile intervento di persone che potevano contestare questo momento. Sono lanciati sulla folla in tenuta antisommossa, i poliziotti stanno cercando di contenere le violenze, sono volate sedie, tavoli dei bar e vi stiamo mostrando in questo momento gli scontri che avvengono in Viale 20 Settembre. Giampaolo Sarti, giornalista del Piccolo, sei caduto a terra, sei stato colpito mentre cercavi di documentare quanto stava avvenendo qui in Viale 20 Settembre. Sono qua, giornalista come voi, mi è arrivato un pugno da dietro in faccia, qua, cioè sulla nuca, roba che sbattevo la testa qua. Stavo facendo il video, mi ha lanciato via il telefono per aria, e il video che stavo facendo e che ha ripreso anche chi mi ha colpito, adesso è cancellato. Comunque ragazzi, è pazzesco, cioè questi sono animali, no anzi neanche animali, perché animali hanno un'altra dignità, peggio, guarda, lasciamo perdere. Questo è accaduto ieri, viene poi raccontato dallo stesso Giampaolo Sarti e nelle prime righe dell'articolo. Gianluca, la situazione sembra tranquilla oggi, dico al collega di Tele4, il giovane Paladin, guardando il dispiegamento di forze dell'ordine in via Paduina. È attesa la commemorazione del giornalista di guerra Amerigo Grills, c'è una cinquantina di persone disposte lungo Viale 20 Settembre, molti sono militanti di estrema destra, riconoscibili dalle magliette nere, jeans tendenzialmente stretti e testa rasata. L'appuntamento è uno di quelli considerati a rischio delle forze dell'ordine, i poliziotti del reparto mobile e i carabinieri dei battaglioni sono in attesa, un'attesa strana, vicino ai colleghi giornalisti. Qua e là vari agenti della Digos in Borghese parlano fitto, per passare dalla quiete al caos basta un attimo. A circa una trentina di metri di distanza sento urlare forte qualcosa contro gli sporchi fascisti, cose così. Da lontano vedo un gruppo di persone, una trentina circa, molto agitate, sono gli antagonisti venuti per contrastare la manifestazione della destra, avanzano rapidamente gridando altri slogan. I militari di estrema destra partono di corsa verso di loro, rispondono a quello che evidentemente immaginano sia un attacco. Che sia un attacco, una provocazione o un'azione di disturbo, io e i miei colleghi non lo sappiamo, ma vanno di corsa. È chiaro che vogliono uno scontro. Io e altri giornalisti decidiamo di inseguirli per documentare tutto. Faccio partire il video mentre corro. C'è il caos, vedo pugni, calci, bastonate, vedo volare le sedie e tavolini di ferro dei bar. So comportarmi in queste situazioni perché ho seguito molte manifestazioni anche pericolose. Con il collega fotografo Andrea Lasorte sono già d'accordo, se ci sono casini, gli avevo detto qualche minuto prima, tu fai le foto e io mi arrangio con il video. Così, mentre filmo, racconto in diretta cosa succede. Lui, ok. Ci siamo trovati tante volte assieme raccontando manifestazioni e scontri, restiamo a distanza ma nel parapiglia ci perdiamo di vista. Polizia e carabinieri si buttano di corsa con manganelli e scudi verso via Timeus dove c'è lo scontro, tentano di fare il possibile ma c'è il caos totale, si stanno tutti picchiando a sangue. A pochi metri da me, vicino a un albero del viale, vedo un militante di destra con la testa rasata che afferra uno degli antagonisti e gli urla qualcosa in faccia, lo guarda per qualche istante e gli tira un pugno in bocca facendolo cadere per terra. Filmo la scena, mi allontano, a circa una ventina di metri di distanza vedo che gli scontri riprendono, attivo lo zoom raccontando ciò che accade, la voce è concitata e sbaglio qualche parola ma pazienza. A 3 o 4 metri da me c'è un signore di mezza età che segue il tutto da lontano e sento dirmi vattene, non filmare. Mi segue, preferisco allontanarmi. Un altro, anche lui di destra, che conosco, gli dice lascialo stare lui. Intanto, sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Timeus e viale 20 Settembre riprendono gli scontri. Mi avvicino di 3 o 4 metri, stando attento a non finire nei disordini, mi tengo sul lato destro defilato, accanto agli alberi. Quello che accade dopo lo ricordo benissimo, un uomo, credo sui 35 anni, con la testa rasata, staccato dal punto in cui ci sono gli scontri, si butta letteralmente addosso a me e mi sferra un pugno in direzione del viso. In quel momento ho le mani impegnate perché ho il telefono in mano per filmare.
Io schivo il colpo che però mi centra in pieno tra la nuca e il retro dell'orecchio, perdo l'equilibrio, non so se per la forza del pugno o perché mi sono voltato per schivarlo o perché nel farlo inciampo forse su un blocco di cemento, quelli che si usano per gli ombrelloni dei bar. Cado rischiando di sbattere la testa in quel blocco di cemento. L'uomo sta per darmi anche un calcio mentre sono a terra, ma cambia idea, non so se perché qualcuno lo ferma o cosa, mi prende il cellulare e lo lancia lontano e poi corre via. Questo è l'articolo e il racconto di Giampaolo Sarti, che poi prosegue anche nelle altre colonne della pagina. Andiamo adesso al caso di tubercolosi al liceo Carducci Dante. 30 studenti sono positivi al test, nella sede di Via Corsi un centinaio di alunni è stato sottoposto ad analisi. La SUGI rassicura, sono asintomatici e sotto terapia, non c'è pericolo di contagio. 30 studenti della sede di Via Corsi del liceo Dante Carducci sono risultati positivi al test Mantoux per la tubercolosi, lo conferma il direttore generale della SUGI Poggiana, contattato ieri mattina. A riguardo, andiamo poi alla Piazza Libertà, degrado di Piazza Libertà, una recinzione da 1.200.000 euro, la posta è contenuta nella variazione di bilancio estiva, il documento muove complessivamente 16 milioni, la delibera deve passare al vaglio delle circoscrizioni. Alle manutenzioni ordinarie destinati 500.000 euro, altri 400.000 invece per la sorveglianza. Vedremo poi alcuni altri aspetti di questo assestamento di bilancio che comprendono diverse tipologie di finanziamento su varie poste. Nel frattempo però andiamo a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale, ci aspetta il vice ispettore Lorenzo Catanzaro per le notizie di viabilità e segnalazioni di oggi e della nottata. Buongiorno vice ispettore. Sì, salve, buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto. Per la nottata e la serata possiamo dire qua sono state in città abbastanza tranquille, siamo tuttavia intervenuti per un incidente tra un'auto e una moto ieri sera, cioè prima serata tra via Flavia e via Gravisi, sembra comunque fortunatamente senza gravi conseguenze per i coinvolti. E in serata eravamo anche interessati da riprese pubblicitarie per uno spot di auto che stanno girando in città nella zona Rive, c'erano nostre pattuglie che hanno dato assistenza viabilistica e effettuato delle chiusure anche momentanee per la sicurezza del personale impegnato e dei pedoni dei veicoli in transito. Diciamo oggi di prima mattinata un furgone in sosta irregolare in via Canova ha creato un po' di disagio al transito di veicoli più grandi, in quanto era messo sull'incrocio, comunque la pattuglia è riuscita a riportare la circolazione alla normalità e poi il veicolo è stato rimosso. E l'agenda cittadina per oggi è abbastanza scarna, ricordiamo comunque le chiusure e le modifiche viabilistiche che abbiamo in atto. Diciamo un po' una novità, il Ponte Bianco in piazza Duca degli Abruzzi adesso è interdetto da ieri precisamente anche il transito pedonale, o meglio i pedoni che devono passare o devono passare sul lato riva, ma a fianco della capitaneria, oppure devono prendere altri attraversamenti per superarlo, in quanto adesso c'è il cantiere che si è esteso su tutta la larghezza del ponte. La galleria Carso in direzione di Trieste continua a essere chiusa, salvo deroghe fino al 28 maggio e ricordiamo il ponte di Campanelle è sempre chiuso. Certo. Al momento non avrei altre notizie e informazioni e nel caso per gli aggiornamenti il successivo collegamento con i colleghi del turno montante. Senz'altro, grazie al vice ispettore Lorenzo Catanzaro, buona giornata, buon lavoro a lei colleghi. Grazie altrettanto a voi, saluti, buongiorno. Grazie, noi andiamo adesso in pubblicità, facciamo direttamente così, visto che sono le 7:30, al rientro continueremo con le pagine interne del Piccolo, andando anche a vedere alcuni dei servizi andati in onda nel nostro telegiornale. Breve pausa di qualche minuto e ci ritroveremo per la rassegna stampa, a tra poco. La variazione di assestamento del bilancio comunale porta nuove risorse
per servizi sociali, cultura, manutenzioni e grandi opere con interventi distribuiti tra il 2026 e il 2028. Una parte significativa delle entrate deriva da contributi regionali, in particolare per il sociale, il verde pubblico e la promozione della lettura. Sul fronte della spesa corrente il 2026 concentra gli stanziamenti più consistenti, previsti 1.800.000 euro per trasferimenti straordinari ai teatri cittadini e oltre 1 milione per eventi e servizi legati al Natale e al Capodanno. Per quanto riguarda la parte corrente 1.800.000 euro per il finanziamento dei musei e teatri, 1 milione di euro per gli eventi natalizi, ma parliamo anche di 550.000 euro per quanto riguarda la manutenzione del verde urbano, 400.000 euro per l'area sport, 600.000 euro per gli arredi scolastici, 1.200.000 euro per l'area cultura, quindi una variazione molto corposa. Sul fronte degli investimenti la variazione di conto capitale vale complessivamente circa 182 milioni di euro. Tra gli interventi principali tornano la riconversione dell'ex fabbrica macchine, la riqualificazione della piscina Bianchi e la cittadella dello sport e della salute a Montebello, sostenuti anche da project financing privati. Nuovi fondi regionali e statali finanzieranno inoltre il restauro di Palazzo Gopčević, lavori alla scuola Sauro, al Conservatorio Tartini e gli interventi nell'area di Piazza Libertà con la già annunciata recinzione, costo 1.200.000 euro. Le risorse che stanziamo ulteriormente per quanto riguarda strade e marciapiedi, che si aggiungono ai 5.400.000 euro stanziati nel 24, ai 2 milioni di euro stanziati nel 25, ne stanziamo ulteriori 3 milioni di euro per strada e marciapiedi, onde consentire all'area competente di partire immediatamente con le procedure di gara e i lavori importanti che la città aspetta. Il sindaco infine ha anticipato che da luglio potrebbe tornare disponibile il parcheggio del piazzale retrostante il Silos. Ben ritrovati con la rassegna stampa di questo appuntamento di Sveglia Trieste. Avete sentito dal servizio, ieri c'è stata la presentazione dell'assestamento del bilancio comunale con 182 milioni per quanto riguarda gli investimenti. Ci sono alcuni riferimenti precisi a strade, marciapiedi, verde pubblico, sorveglianza, cultura, sport ed eventi. Anche questa notizia data ieri dal sindaco della possibile quasi sicura, riapertura del parcheggio accanto al Silos dal 1 luglio. Il dialogo con Copalleanza 3.0, titolare di quel terreno, è in corso per riaprire infatti alla fruizione pubblica con i parcheggi che sono già stati utilizzati alcune volte in formula gratuita, altre a pagamento durante gli eventi, vedi la Barcolana e vedi il Capodanno, e la possibilità di riaverli anche per l'estate. Tra le altre notizie della pagina, targa per i monopattini elettrici, in città scattano i primi controlli, multe fino a 400 euro per l'obbligo di assicurazione, c'è tempo fino al prossimo 16 luglio. Da lunedì asfaltature e deratizzazioni. Il Comune di Trieste informa che del lunedì 25 maggio avranno luogo le asfaltature di Piazza San Giovanni, Passo Pecorari, Via Reti, Via Gallina, tratto di 15 metri, Via Carducci, le corsie a bus da Via Torre Bianca a Passo Pecorari. Per evitare che le attività dei cantieri abbiano un impatto importante sulla viabilità locale, i lavori verranno eseguiti in orario notturno, avranno una durata di 7 giorni, salvo condizioni meteo avverse. Il presidente Consalvo ieri ascoltato durante una commissione comunale su invito di Adesso Trieste, il presidente dell'autorità di sistema portuale Marco Consalvo ieri mattina ha preso parte a un'audizione consigliare per discutere delle numerose partite aperte in termini di sviluppo che si configurano su un piano sia locale sia nazionale ma anche internazionale. Ritratto di Italo Svevo, il Comune presenterà la sua offerta all'asta e l'opera di Leonor Fini è considerata un pezzo dell'identità di Trieste. Per l'olio su tavola dipinto nel 1928 la stima oscilla tra i 15 e i 25.000 euro. E vediamo accanto, espulsa dall'aula la consigliera del Partito Democratico Pucci, in realtà distorta. Parla infatti di distorsione delle realtà Rosanna Pucci dopo che lunedì il presidente del Consiglio Comunale Panteca l'ha espulsa dall'aula. Ritengo inaccettabile quanto avvenuto, dice, ricordando: io stavo semplicemente chiedendo di poter replicare a quanto affermato dal consigliere Medau, che mi aveva direttamente chiamato in causa, sostenendo che non mi rendevo conto di determinate questioni, dice Pucci, difendendo la sua scelta di voler intervenire. Polizia locale, pronti i nuovi agenti, la crisi d'organico è alle spalle, il corpo
era sceso sotto le 200 unità, ora i dipendenti sono a quota 289. In 4 anni abbiamo invertito una tendenza che creava problemi nel gestire i servizi. C'era bisogno di forze fresche per assolvere ai numerosi compiti. Ieri la presentazione di questo nuovo apporto di personale proprio alla caserma della polizia locale di Via Revoltella. Vediamo. Saremo ancora sotto organico. Okay. Sempre più competenze e lavoro in un territorio che sta cambiando. Ecco perché le ultime assunzioni di agenti della polizia locale sono considerate fondamentali, anche a fronte dei pensionamenti. Arrivassero altri operatori, certo, non sarebbero sgraditi e l'organico sarebbe completo. Ad ogni modo, l'introduzione nel corpo municipale di 5 nuove figure che vanno a sommarsi ai 16 assunti lo scorso dicembre per un totale di 21 è accolta con entusiasmo dagli assessori comunali alla polizia locale e al personale, rispettivamente Caterina De Gavardo e Stefano Avian, e dal comandante Walter Milocchi. L'organico ora conta 289 dipendenti, di cui 47 con funzioni amministrative. Fra gli operatori, oltre al comandante e al suo vice, ci sono 27 commissari e 213 fra agenti e ispettori. Possiamo aspettarci altre assunzioni in futuro, nel breve periodo? Beh, adesso nel breve noi dobbiamo sempre fare una pianificazione che va in più anni, pertanto vedremo se ci sono le necessità di intervenire, sicuramente come l'abbiamo fatto interverremo sicuramente. È chiaro che il territorio necessita una vigilanza adeguata, la polizia locale ha fatto passi avanti notevoli negli ultimi anni, ribadisco anche grazie all'entusiasmo e all'energia dei nuovi, ma un'energia che è stata sempre molto ben coordinata e incanalata dall'affiancamento dei colleghi più esperti. Diciamo che questa implementazione in più agevola sicuramente, migliora il controllo e ovviamente se fossimo ancora di più, perché nel nostro lavoro si può usare strumenti per il controllo del territorio, deve essere svolto dalle persone che devono essere visibili. Per i nuovi agenti è previsto un periodo di prova di 6 mesi e dovranno svolgere una serie di corsi per prepararsi ad affrontare tutti i contesti in cui sono chiamati a operare. C'è l'obbligo del superamento, ad esempio, del maneggio dell'arma, per cui stanno già facendo la formazione al poligono di Opicina, fanno un periodo di addestramento qui da noi nel corpo, vicino ovviamente a colleghi anziani per vari aspetti, da partire a compilare un preavviso, un verbale di sequestro, un verbale di rimozione, fino a aspetti un po' più particolari e peculiari, e in più tutti fanno 4 settimane a Paluzza insieme agli altri colleghi della regione, dove hanno una formazione dal commercio all'edilizia, all'ambiente, alla procedura penale, all'infortunistica stradale. Ancora dal piccolo, l'impennata di processi in assise, 20 in un anno, è impattante. Pesano quelli legati all'immigrazione clandestina e a breve al vaglio della Corte anche 2 omicidi. Così è lo scenario dei processi in assise. Oltretutto l'Aula, ancora inagibile dopo il nubifragio di settembre, a complicare infatti la gestione dei tanti processi in assise c'è l'inagibilità dell'Aula deputata a ospitare questo organo collegiale. Le notizie di giudiziaria: Erika e Olena arrivano sul banco degli imputati, venerdì Podmenic sarà a giudizio per il delitto dell'ex ghetto, Stasiuk alla sbarra a luglio per il figlio ucciso. Questo è il calendario dei processi a carico delle 2 donne sui 2 distinti fatti che le vedono coinvolte. Affissi adesivi antisemiti contro l'avvocato Costoris, indagini della Digos raffigurano il suo volto con una stella di David e la scritta sionista infame. Questo che vedete l'adesivo in fotografia: non mi lascio intimidire, dice, mi prendono di mira perché sono un moderato. La risposta dell'avvocato Costoris. Rogo fatale al 5° piano, autopsia sulla 77enne, la procura ha disposto l'autopsia sulla salma di Susanna Lenard, 77 anni, morta nel rogo che lunedì mattina ha divorato il suo appartamento al 5° piano di Viale D'Annunzio 79. Nel prossimo servizio che vi proponiamo, andato in onda ieri in apertura del telegiornale, andiamo a sentire anche le parole di chi ha tentato di capire la situazione in quella mattina con tutto il trambusto che ha seguito all'incendio dell'appartamento della 77enne. Sentiamo. Alle 7:40 circa sono scesa
per andare a un appuntamento e mi sono accorta di sto fumo che usciva. Sono scesa sotto e al quinto piano suona dalle persone vicino, la signora che con il cagnetto l'ha uscita anche lei, dice se la signora accanto prova a svegliarla, invece non rispondeva e il fumo era proprio denso che usciva fuori. L'ho chiamata anche al cellulare pensando che magari dorme e così sente il cellulare, si sveglia e non ha risposto. Questo è il racconto dell'inquilina che risiede al sesto piano del palazzo di Viale D'Annunzio 79, che scese le scale a livello sottostante durante l'incendio, ha cercato in tutti i modi di salvare la 77enne Susanna Lenard, ha bussato alla porta, ha suonato al campanello, l'ha pure chiamata al cellulare, ma niente. Con ogni probabilità la donna era già morta sul suo letto, considerando che il corpo è stato trovato carbonizzato dai pompieri che hanno dovuto sfondare la porta. I vigili del fuoco, insieme con la squadra della polizia scientifica, indagano sulle cause del rogo. Una delle ipotesi rimane quella della sigaretta lasciata accesa e forse pure di un contestuale malore della donna, ma al momento dal comando di Via Dalviano viene riferito che non c'è ancora alcuna certezza sull'innesco che ha provocato l'incendio, i 13 intossicati e l'evacuazione completa del condominio. L'appartamento andato in fiamme è stato posto sotto sequestro dalla polizia in attesa delle indicazioni della magistratura, mentre tutti gli altri inquilini sono rientrati a casa nel pomeriggio. Il giorno dopo la tragedia sono molte le persone a ricordare Susanna, la pensionata appassionata di musica e canto, era stata responsabile infermieristica di Casa Bartoli, la struttura per anziani comunale di San Luigi. A ricordarla con affetto Flavio Pauletti, direttore della struttura complessa di Asugi, che si occupa di gestione delle prestazioni sanitarie e dell'attività sociosanitaria. Susanna ha lavorato con me per molti anni, era direttrice della Casa Bartoli, una casa di riposo, una persona veramente sempre molto disponibile e presente e un punto di riferimento per tutto il gruppo professionale degli infermieri di Casa Bartoli. Una persona che insomma si spendeva molto per gli altri, da quello che abbiamo capito. Assolutamente, anche questo, lei era veramente con le persone anziane, le attiva, le faceva sorridere, ce le faceva partecipare per quanto possibile. Davvero una collega importante con cui ho lavorato benissimo, sono molto dispiaciuto. Proseguiamo con il piccolo, nuove infrastrutture di laboratorio per la Fondazione Italiana Fegato, il presidente Tiribelli, così potremo ampliare la nostra attività di ricerca. L'innovativo sistema di Live Cell Imaging consente di osservare in tempo reale le cellule. Processo civile telematico, regole omogenee condivise per snellire il lavoro del Tribunale dei minori e del giudice di pace. La sottoscrizione del vademecum al processo civile telematico è stata firmata ieri mattina in tribunale. Andiamo oltre con le notizie e passiamo a Muggia, invasione di cinghiali a Muggia, rinforzati i cassonetti dei rifiuti, installati nuovi ancoraggi per evitare il rovesciamento dei contenitori. Qui un cinghiale con una foto del profilo Facebook del sindaco Polidori che ribaltano i cassonetti in cerca di cibo. I precedenti supporti non avevano resistito alla forza degli animali ed è per questo che è arrivato il potenziamento dell'ancoraggio. Dalla regione 700.000 euro per l'agroalimentare carsico, si punta ad aumentare il livello di competitività del settore, poi il consolidamento della scuola Pascoli a Duino Orisina, appena diventerà del comune. Non appena l'ufficio tavolare avrà completato la procedura di iscrizione a nostro favore della parte della proprietà dell'edificio e del giardino della scuola Pascoli, che apparteneva ai privati fino a dicembre, procederemo immediatamente ai necessari lavori di consolidamento della struttura. Questa è la risposta dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Duino Orisina, Lorenzo Corigliano, ai consiglieri d'opposizione Massimo Romita e Sergio Milos, Alleanza per Duino Aurisina, il loro partito, firmatari di un'interrogazione sulla situazione della scuola di Sistiana. Tra le altre pagine delle segnalazioni l'iniziativa, all'ospedale Maggiore 25 carabinieri donano il sangue, doppio giorno infatti di campagna di sensibilizzazione. A 10 anni dalla morte uno spazio urbano da intitolare a Marco Pannella, è la proposta di Emanuele Cristelli. Nel Borgo Teresiano torna il Wine Fest, seconda edizione del Borgo Teresiano Wine Fest, è stata presentata ieri dal vice sindaco e assessore alle politiche economiche Serena Tonel e dagli organizzatori Elena Parovel e Filippo Vidiz nella sala giunta del municipio.
Coinvolgerà 6 wine bar, 2 atelier, 6 tra artigiani e musicisti, nonché il Teatro La Contrada e il festival dedicato al mondo dei vini di Trieste e ai locali situati nel Borgo Teresiano, cuore storico della città, in programma dal 28 maggio al 2 di giugno. Viaggi archeologici nella galassia, come riporta Stefano Schirinzi in questo articolo. Per andare adesso alle pagine interne del quotidiano, da pagina 2 in avanti diamo una rapida lettura. 20 cantieri sui binari e una settimana di disagi. Parliamo del trasporto ferroviario con gli interventi sulla linea Trieste-Venezia, treni più veloci, ma i problemi per gli utenti saranno inevitabili. Ieri cancellati i convogli regionali e i ritardi nelle Frecce, operai a lavoro anche sui marciapiedi e pensiline alla Tisana, Tor Viscosa e San Giorgio di Nogaro. Il programma con le migliorie tecnologiche e la sistemazione di nuove casse di manovra. Ci sono infatti diversi disagi e qui racconto tra i viaggiatori spaesati a caccia di autobus e taxi. Ho perso quasi 5 ore, dicono alcuni viaggiatori, alle prese con questa situazione di disagio. A Cervignano austriaci ignari e studenti organizzati, una coppia di turisti scruta i tabelloni a caccia di informazioni, ridotte le soluzioni per arrivare infatti a Mestre. Il governo tratta con l'Europa, giallo sulla difesa, andiamo ai conflitti e all'attualità. Giorgetti e Meloni al lavoro per gli spiragli sull'energia, ma in aula c'è il passo indietro sulla revisione del 5% della spesa militare per la NATO. Il centrosinistra denuncia il caos in maggioranza, frattura tra Sala e Partito Democratico sul gemellaggio con Tel Aviv. Ravetto lascia la Lega e si rifugia da Vannacci, nessuna sorpresa in via Bellerio Borghi, da 1 a 10 mi dispiace 1, il generale la applaude. Il ricordo di Pannella, 10 anni dalla morte, lo storico leader dei radicali commemorato come icona controcorrente. Andiamo poi alla pagina successiva. Il timore di un cappotto alle comunali spinge Meloni ad anticipare l'election day. L'idea del centrodestra di unificare le campagne elettorali per limitare i danni non è da oggi che nell'inner circle di Giorgia Meloni si dà per scontato un anticipo delle politiche alla primavera del 2027 in un election day con le comunali senza aspettare la scadenza naturale in autunno. I fratelli di Giorgia lo avevano messo in conto già nel 2022, quando dopo aver vinto le elezioni il 22 settembre si ritrovavano a dover gestire una legge di bilancio scritta da Mario Draghi da approvare in fretta e furia per evitare di piombare nell'esercizio provvisorio dopo 2 mesi di governo. Una scelta obbligata, quella del voto sotto la pioggia causata dal long Covid, ma non più giustificata in assenza di un'emergenza, tanto da consentire al prossimo giro di tornare alla normalità, anche anticipando di 6 mesi la fine della legislatura. Malgrado nei partiti vi sia anche una scuola di pensiero attendista, la convinzione che vada evitato un bis ad alto rischio per la stabilità del Paese prevale ai piani alti delle istituzioni e quindi anche del governo. Vedremo la decisione che sarà presa. Il caro energia e l'illusione del deficit, riporta Marco Zatterin, l'attualità con i fatti di Modena, il Coudri voleva uccidere, escludiamo il terrorismo. Convalidato l'arresto del 31enne, voleva colpire più persone possibile, disposto un periodo di osservazione nelle condizioni di strutture specializzate. Tra le aggravanti contestate c'è quella delle lesioni gravissime procurate dall'uomo. Duello tra Lega e Forza Italia sulla cittadinanza agli eroi. Da Fratelli d'Italia arriva lo stop alla modifica della legge vigente, Carroccio in pressing. Ancora le notizie d'attualità con Trump che concede 2-3 giorni all'Iran, ma sono sempre pronto a colpire. Gli ayatollah promettono di aprire nuovi fronti di guerra in caso di attacchi. Abbiamo il dito sul grilletto, oltre a strumenti e metodi tutti da scoprire. Il Pakistan e 3 paesi arabi stanno agendo da mediatori. L'allarme da parte delle G7. I dubbi di Teheran sul sistema dei negoziati dalla controparte europea. Il tycoon prigioniero del suo azzardo, consensi a picco. La guerra doveva essere una breve incursione, non si vede ancora una soluzione, la crisi però è anche interna. Spari sulla flottiglia, Israele ferma le barche, Tajani si appella alla protezione,
non si conosce il materiale usato per i proiettili. Tel Aviv risponde armi non letali, proiettili di gomma. 29 italiani a bordo, dagli attivisti ai politici. Lo spettro dell'odio razziale dietro l'orrore di San Diego. Le indagini si stanno concentrando sulla lettera d'addio lasciate da 2 teenager nella strage a San Diego in particolare. I controlli ai confini, andiamo avanti, la conferma di piante dosi dopo il forum Med9 di Rovigno. Nella città istriana, riuniti i ministri degli interni di 9 paesi mediterranei, lavorare a una efficace gestione dei confini esterni dell'Unione Europea, e quindi arriva poi la conferma di questa decisione dei controlli ai confini che andrà avanti. Slovenia, c'è l'ufficializzazione, Janša sarà il candidato premier, il paese va dritto verso un nuovo governo di centrodestra, il voto di fiducia forse è messo in agenda nella giornata di venerdì. Ambasciatore di Israele a Zagabria, no di Milanovic, le tensioni nell'area est. Sabioncello, crepe sul ponte verso l'opera di risanamento, il progettista, avevo allertato l'appaltatore, sia un reinvestimento con una copertura in poliuretano. L'opera è lunga 2404 metri ed è stata costruita dalla China Road and Bridge Corporation. Parco rotante a Pola, ok, lavori di demolizione. Per andare alla pagina successiva con la tragedia alle Maldive, recuperati i corpi di 2 sub nella grotta. Le salme sono della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Il team specializzato a capo delle operazioni può immergersi di nuovo oggi. Il marito della docente, voglio ricordare lei e la mia figlia con un sorriso, anche la forza di quest'uomo di superare questo grave lutto. Vediamo le foto dei 2 volti dei sub recuperati e il tratto di mare che è battuto adesso dagli esperti subacquei finlandesi che sono arrivati in supporto per questa difficile operazione di recupero dei corpi dei sub. Ragazzini col mito di Hitler, denunciati 13 minorenni uniti dall'odio a Siena. Il caso invece del patron di Mango, arrestato il figlio per omicidio, la svolta di queste indagini a Madrid. Antigone lancia l'allarme, le carceri sono troppo piene. Il rapporto dell'associazione Antigone che lancia un grido d'allarme, i detenuti sono sempre di più, le carceri scoppiano con un sovraffollamento pari al 139,1%. Caos in aula per Martina, volano insulti e minacce con la famiglia Tucci e quella della vittima di femminicidio quasi alle mani. Alessio non sarà più in presenza. Il caso a Napoli. Mobilità, supercomputer e intelligenza artificiale, la rivoluzione PNRR nelle aule del Friuli Venezia Giulia, con la rete EFC, decine di iniziative in regione, protagoniste la Sissa e la scuola di Toppo Wasserman di Udine, con implementazioni digitali a beneficio delle scuole. Via Bonomea, workshop tra scienza e giornalismo, la 2 giorni di questa rassegna all'interno della Sissa. Siamo sempre in regione, fondi per il caro energia, nella legge multisettore, in consiglio il DDL Omnibus, 14,4 milioni per le aziende di logistica e di trasporti, aumentata la dotazione per il Ronchilinate, la minoranza critica i tanti emendamenti. Ieri abbiamo sentito alcuni consiglieri riguardo a determinate variazioni di poste precise sul bilancio regionale. Non c'è un stanziamento di fondi ma una redistribuzione delle risorse già assegnate. Vediamo cosa ci hanno detto i consiglieri che abbiamo sentito ieri in piazza Oberda. Sono diversi gli argomenti affrontati nella legge multisettoriale, si passa dai servizi cimiteriali alla politica della casa, dalle infrastrutture alle piccole e medie imprese. Abbiamo sentito diversi consiglieri regionali rispetto a quelle che sono le priorità di questa legge. La nostra legge regionale che cerca di sostenere ovviamente il mondo dei tecnici comunali, dei tecnici che poi cercano di rendere conformi ovviamente gli edifici che costruiti prima di una certa data
o in alcuni casi avendo perso sia per il terremoto sia per fasi alluvionali la documentazione, non possono rendere più la dichiarazione di conformità strutturale degli edifici. Abbiamo proposto una norma che consentirà, nel caso proprio di perdita certificata degli archivi, laddove esiste un titolo edilizio che cita la conformità strutturale, di riconoscerla come valida. Intensificare le sedute dell'osservatorio sul caporalato, sul problema appunto della tutela dei lavoratori più fragili, soprattutto in agricoltura. L'ultima considerazione è che ancora una volta la scuola dell'obbligo non tiene conto che prevede i 16 anni e dunque per quel che riguarda lo scuolabus ci sono dei contributi fino alle scuole medie e inferiori, ma noi riteniamo che bisogna garantire un trasporto in sicurezza anche per i ragazzi fino a 16 anni. Con questa multisettoriale noi facciamo proprio una norma nazionale che d'ora in poi chi vorrà cremarsi dovrà decidere ovviamente con due elementi, o una dichiarazione notarile, cioè con un atto notorio, o rilasciando presso il comune di appartenenza le volontà presso le dichiarazioni di trattamento dei propri dati sensibili. Quindi non sarà più affidato a un parente, anche vicinissimo come era finora, la sensibilità o meno su questo tema, le volontà. No, le volontà vanno scritte. Il grosso della discussione sarà sugli emendamenti presentati dalla Giunta regionale, presentati ieri, dove ci sono chiaramente importanti risorse spostate per quanto riguarda il rilancio impresa, occupazione, per l'aiuto alle imprese per i costi dei carburanti, sul fotovoltaico, e poi ci sono delle importanti norme della cultura. Ancora dal piccolo Gelmini, il Friuli Venezia Giulia è un modello, sì al ritorno delle province. L'intervista di Marco Ballico a Maria Stella Gelmini, che ieri era a Udine. Gli scatti del terremoto esposti in piazza Oberdan. Il percorso attinge da un patrimonio di oltre 554.000 istantanee custodite dal CRAF di Spilimbergo, che restituiscono tutta la devastazione dell'Orcolat, ma anche la straordinaria capacità di reazione di una terra che dopo il sisma del 6 maggio del 76 seppe rialzarsi dalle macerie, e infatti in Consiglio regionale è esposta questa serie di testimonianze visive, di foto che raccontano il terremoto. Gli autisti non mancano e il rincaro dei carburanti non preoccupa Gorizia, parla la presidente di APT dopo l'approvazione del bilancio. Intervista di Alex Pessotto alla presidente dell'APT Gorizia, Caterina Belletti, per la gestione del trasporto pubblico locale isontino. La Mitteleuropean Race, la storia e i motori, i giorni delle auto a Trieste, la corsa a Opicina, la memoria, le tradizioni, un viaggio di regolarità tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, il cronometro incontra lo sport, la cultura e l'identità condivisa. E a muovere tutto questo è anche la passione per le auto e per le auto d'epoca in particolare. Non è solo una gara, un anfiteatro sul mare, è una città che si racconta. Mitteleuropean Race, la cultura dei motori, il senso del territorio, vedete il titolo di questa pagina, 10 edizioni di passione tra gare e paesaggi triestini, goriziani e friulani. Si inizia domani e prosegue fino a domenica tra vetture moderne e storiche. Piazza dell'Unità d'Italia ospiterà i momenti principali di questa manifestazione. Cambiamo pagina sempre per vedere altre foto delle auto coinvolte. Questo è un bolide ad altri tempi immortalato davanti al municipio di Trieste, un modello piuttosto particolare. Siamo alla crisi industriale in Friuli Venezia Giulia della Startec a Trieste, lavoratori oggi in assemblea, situazione critica, vogliamo risposte, aggiornamento dei sindacati dopo il tavolo ministeriale. Non c'è nessuna notizia limpida, progetto valido, ma come si realizza senza investitori? Il quesito che poi le sigle sindacali hanno posto al tavolo con l'azienda, è presente anche la Regione, ovviamente il Ministero che ha ospitato l'incontro, oggi l'Assemblea dei lavoratori. La posizione di Confindustria, Electrolux, questione europea. Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, dice bene il Friuli Venezia Giulia sulla filiera, ma ora serve introdurre dazi selettivi. A rischio 1.700 posti che salgono ancora, contando anche i 200 contratti a termine
di tutto l'indotto. Pagine di economia, nuova centrale a Monfalcone, parco fotovoltaico in Friuli, A2A ha investito 615 milioni. Spadoni dice per le dighe proporremo alla Regione una congrua remunerazione. Alla Chito proclamato lo sciopero per venerdì per la sentenza dello stabilimento Chito di Tarvisio. Il progetto Ghana conquista nuovi partner, la società Simest di Cassa Depositi e Prestiti e l'Agenzia Umana collaborano alla formazione dei tecnici africani poi da introdurre nel sistema produttivo regionale. Astercoop, ricavi a 53 milioni, legame solido con i soci, numeri di bilancio positivi per la società regionale attiva nella logistica, fatturato aumentato dell'11,9%, l'utile è stato di 85.000 euro, il presidente Macorig dice non siamo guidati da logiche finanziarie di corto respiro, così riusciamo a programmare. Al Festival dell'Economia focus sul futuro dei giovani. Con la pagina economica abbiamo chiuso, torniamo a quella triestina, abbiamo sfogliato prima, andiamo a una notizia che riguarda invece la politica, perché il gruppo di Futuro Nazionale, ovvero il gruppo di il partito guidato da Vannacci, si sta organizzando ora con diverse anime che stanno dando vita a dei diversi forum cittadini. Ieri c'è stata l'occasione per partecipare a uno degli incontri proprio di Futuro Nazionale. Andiamo a sentire l'intervista a Federico Pastor che ha recentemente dato vita proprio a uno di questi gruppi. La motivazione che mi ha spinto a iscrivermi a Futuro Nazionale è quella di poter far parte e con orgoglio della nascita, della crescita, della costituzione di un partito che sicuramente penso possa cambiare le sorti della nostra amata Italia. Con questo noi andiamo in pubblicità, torneremo tra poco, saremo in compagnia di Laura Palutan, presidente della 7ª circoscrizione della lista di piazza. Vi ricordo che a seguire saremo assieme al dottor Dino Cafagni, esperto di storia e cultura triestina, dalle 9 alle 10 questa mattina. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, ancora qualche minuto prima dell'arrivo della nostra ospite che ha avuto un imprevisto ma sta arrivando. Io vedo che c'è una telefonata che però immagino voglia dialogare con Laura Palutan che arriverà come detto tra poco. Se il telespettatore o la telespettatrice hanno comunque voglia di intervenire ugualmente, senza farli attendere troppo possiamo sentirli, in caso invece vogliano avere una risposta puntuale, quindi far sentire la propria voce dalla nostra ospite, allora al caso o di attendere o di richiamare. Lo faccio decidere a chi è in linea. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Gulotta. Buongiorno. Franco. Volevo proporre al dottor Di Piazza di far mettere un monumento casomai in piazza Unità d'Italia per quanto riguarda Sveglia Trieste, per il semplice fatto che ci date la possibilità qualche volta di dialogare e spiegare le nostre problematiche. Ok, ieri mattina c'è stato il primo persona che è venuta lì in trasmissione, che era un giovane ragazzo, non ricordo come si chiama, sì. Ecco, e faceva una promozione per quanto riguarda piste ciclabili o altro. Sì. Ecco, la cosa che mi ha buttato fuori di testa è stata quella quando gli ho chiesto, no, se aveva mai visto Amsterdam o l'Olanda, sì, che diciamo è molto preparata sulla mobilità ciclabile e tutto il resto. Il ragazzo giustamente ha detto no, io l'Olanda non l'ho mai vista, neanche Amsterdam, e faceva una promozione a Trieste per muovere le biciclette. Sì. Allora mi domando, come mai noi continuiamo a avere come politici dei grandi chiacchieroni
e non abbiamo persone competenti o che perlomeno vanno, visionano qualcuno che ha già creato 30 anni fa la mobilità ciclabile, prendiamo gli spunti e li trasmettiamo sul territorio anziché cadere dalle nuvole, perché questo è successo anche col passaporto alle poste. Cosa vuol dire? Che negli Stati Uniti il passaporto alle poste lo facevano da 30 anni, Certo. In Italia sono un paio di anni che lo fanno. Se noi solo consideriamo che in Italia dietro ai passaporti ci saranno stati 3, 4, 5 mila poliziotti che per 30 anni potevano essere messe sulle strade a fare il servizio giustamente che deve fare la polizia, anziché dargli l'incarico di fare i passaporti come da 30 anni fanno negli Stati Uniti. Questo era un po' il ragionamento, smettere di avere dei chiacchieroni a livello politico ed avere persone più competenti. Competenti vuol dire che vanno, visionano in altri stati che le cose funzionano e ci riportano in Italia. Chiaro. Come il passaporto, come le biciclette, come la pattumiera, ce ne sono mille di situazioni che noi ci aggreghiamo a dei chiacchieroni che fanno le loro idee senza competenza, quando d'altre parti sono già 30 anni che quelle idee funzionano. Molto chiaro. Grazie Franco, grazie del suo spunto. Intanto ci ha raggiunto in studio Laura Palutan, presidente della 7ª circoscrizione della lista di Piazza. Ben trovata, buongiorno. Grazie, buongiorno Tutta a tutti. di corsa per... Di corsa perché la galleria appunto Carso sulla 202 ovviamente, essendoci un traffico dovuto ai camion che non hanno la possibilità tradizionale per raggiungere i loro punti di destinazione, mi ha portata con una fila di ben 10 minuti. Sì. Notevole. Mi aveva avvisato, l'avevo specificato anche prima, questo inghippo viabilistico. Intanto allora ha chiamato il signor Franco, si è riferito all'ospite di ieri mattina che parlava di mobilità ciclabile. La domanda che gli aveva fatto il telespettatore era se fosse mai stato ad Amsterdam o in Olanda per vedere come effettivamente lì ormai vivono in bicicletta. Al signor Franco io rispondo: io sono stato ad Amsterdam e ho visto effettivamente che la bici è il primo mezzo di trasporto. Amsterdam è una città piena di canali, quindi si presta anche a questo tipo di mobilità. La geografica anche leggermente diversa, anche le strade, le piazze sono molto più grandi. Indubbiamente su Trieste si sta facendo anche tanto sulle due ruote con la bicicletta, che poi dovremmo anche qui dividere cosa si intende per bicicletta, cioè se dobbiamo fare le corse o se dobbiamo semplicemente utilizzarla come ad Amsterdam come mezzo di trasporto. E non si può paragonare Trieste ad Amsterdam, con tutto il rispetto per il signor Franco, cioè è bellissimo. E ci sono altre città, ad esempio Monfalcone, dove ha una viabilità da sempre. Ora ci sono più piste ciclabili assegnate, ma in realtà Monfalcone da sempre ha avuto come mezzo di trasporto principale la bicicletta, proprio perché è una pianura. Trieste, tranne la zona centrale che abbiamo sulle rive o alcune parti nello specifico, obiettivamente, ad esempio da dove provengo io, cioè se devo venire giù dall'altipiano in bicicletta e poi risalire, ragazzi, insomma, facciamo il fisico ma in maniera importante anche. Bene, giova la salute. Intanto ci sono arrivate diverse mail già dalla rassegna stampa di questa mattina. Commemorazione del Merigo Grills, si è tenuta ieri alle 19, l'annuale commemorazione alla memoria del noto giornalista triestino morto in Mozambico. Detto evento si svolge da anni in perfetto ordine, senza il benché minimo incidente, anzi si svolgeva perché ieri un gruppo di sinistra, di estrema sinistra, ha tentato invano di impedire la manifestazione usando la violenza e la prevaricazione ai danni dei partecipanti, non sicuramente giovanissimi, ma neanche incapaci di difendersi. Infatti, i suddetti estremisti, dopo aver aggredito i partecipanti al pacifico ritrovo, vista l'amara parata, hanno preferito la ritirata, ma non contenti dei disordini recati, se la sono presa pure con le forze dell'ordine che sono state giustamente costrette a reagire. Dagli audio delle varie testate non passano inosservati dialetti e pronunce di Città del Veneto e non solo, ciò mostra l'infiltrazione dei terroristi tra le file dei contestatori. Concludo, hanno partecipato
al ricordo numerosi esponenti politici democraticamente eletti e l'evento alla memoria era autorizzato, mentre quello del corteo di sinistra no. Quindi di chi la negligenza e la responsabilità della presenza di violenti di varie provenienze in Viale 20 Settembre, scrive Piero. Infiltrazione terroristica forse è un termine un po' grosso, c'è stato inevitabilmente un contatto tra le parti che ha generato i tafferugli. Sì, che ultimamente sta accadendo un po' troppo spesso. Un po' troppo spesso. No, è un po' troppo spesso. Vediamo delle scene che nel 2026 sembrano anche un po' fuori moda, fuori storia. Ho sentito l'ospite successivo tra fare anche un excursus più specifico del mio, ma non siamo negli anni 20 né tantomeno negli anni 50 e indubbiamente l'evento, insomma la commemorazione che è stata fatta ieri da chi l'ha organizzata e da chi ha chiesto i permessi in maniera regolare, da quanto si vede dai filmati era comunque una situazione tranquilla, serena, non c'erano problematiche e non riesco a darmi una spiegazione di perché sempre bisogna contestare tutto. Poi ci sono determinati segnali, determinate cose che insomma sono anche ben sanciti dalle leggi, quindi non riesco a capire perché nel 2026 dobbiamo parlare ancora di queste cose e comportarci fra l'altro in determinate maniere, quando potremo andare tranquillamente avanti ed essere più uniti su determinate situazioni che ci coinvolgono entrambi i lati, no? Perché in questo momento, il 2026, come ho detto prima, sembra di vivere in una situazione storica completamente diversa e manifestiamo per delle realtà che non esistono più e ringraziando il cielo, fra l'altro non potranno nemmeno più ripresentarsi, almeno sui nostri territori. Altra mail che dice piena solidarietà al giornalista del Piccolo, i morti vanno rispettati, non ci sono morti di serie A o serie B, queste continue contromanifestazioni da parte di gruppi di antagonisti stanno portando solo al ritorno della violenza e dei vandalismi nella nostra città. C'è un compleanno speciale da parte di una telespettatrice che ci manda la foto del proprio micio che compie 20 anni e quindi un attimo che lo apro perché ho aperto, eccolo qua. Complimenti, complimenti carino, a questo gatto di 20 anni, è stato festeggiato a dovere dalla propria proprietaria. Ci sono anche delle notizie carine. Ci sono anche delle cose così, faremo un telegiornale solo di buone notizie. Dai, ho sempre detto, viva i gatti. Il mio obiettivo. Buongiorno, ieri nella passeggiata del Porto Vecchio ho trovato in una siepe magliette e pantaloni, li ho buttati nell'immondizia e sempre gente che esce ed entra nei magazzini abbandonati, questo diciamo sì, che purtroppo è una consuetudine già da tempo. Da tanto tempo, non solo in quella zona, ci sono anche delle zone a Valmaura dove compaiono appunto vestiti abbandonati. Ormai è sulla bocca di tutti, è una verità, se la vogliamo nascondere o meno, io voglio essere sincera come sempre, loro arrivano, sanno perfettamente dove arrivare, come arrivare, c'è chi li accoglie, c'è chi gli dà il cambio, che sia per strada o che sia la famosa Piazza della Libertà, questo ormai è un dato realistico. Ha fatto bene a buttare nella spazzatura, spero che nessuno vada a dargli la multa alla signora per quanto ha buttato. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Bernardo, buongiorno al suo ospite. Prego. Volevo dire praticamente che concordo con la sua ospite su quello che è stato detto, perché è inutile che nel 2026 succedano queste cose qui, perché la violenza non è una bella cosa, bisogna agire sempre con la pace, ecco, perché è ora di finirla sinceramente, perché non si può andare avanti così veramente. Insomma, penso che si trovino tutti d'accordo, almeno persone di buon senso, nel dire che non è la violenza la risposta a livello locale, a livello internazionale. E comunque solidarietà a Giampaolo Sarti e solidarietà all'avvocato Costoris. Bene, grazie del suo intervento, una buona giornata. Anche a lei. Grazie, queste sono le immagini del servizio di ieri con ciò che è accaduto in Viale 20 Settembre. Perché Giampaolo, che conosciamo bene o male tutti, è un giornalista che cerca di entrare proprio nel vivo e non è la prima volta che in qualche modo ci rimette personalmente, fisicamente, dispiace che accadano queste cose. Una mail dice: il quotidiano Il Piccolo ha pubblicato un articolo nel quale si deduce che la chiesa delle Beate Vergini del Soccorso verrebbe privata del suo parroco Don Paolo Rakic. Tale scelta
che sembra non avere connotazione pastorale, sta destando non poca preoccupazione e dispiacere nella comunità, che Don Paolo Rakic ha saputo custodire e far crescere con costante presenza e vicinanza. Spero che chi di competenza possa rivalutare tale scelta ascoltando la voce delle persone che quotidianamente vivono quella chiesa. Grazie e buona giornata, scrive Martina Pompei. Ricade tutto questo in un giro di cambia, anche perché c'è anche Gesù Bambino Operaio, no? Voluto dal Vescovo. Sì, esatto. Quindi lasciamo la diocesi, insomma, ci sarà, se andiamo a occuparci anche di questo. Andremo a chiedere, a bussare alla porta della curia, sì, ci sarà sicuramente un motivo il parroco nel suo posto. Sì. Ogni tanto lo fanno anche per cambiare la diocesi, no, all'interno, in modo di avere anche persone diverse, non rimangono sempre fissi nello stesso posto. Poi anche lì, insomma, c'è una politica interna per la quale vengono fatte determinate scelte piuttosto che altre. Altra mail, buongiorno alla Presidente Palutan, Claudio Visintin. Come lei sa, a Campanelle, vicino alla pista ciclabile a capolinea della 33, c'è un appezzamento di terreno di boscaglia abbandonato che appartiene all'azienda sanitaria Asugi. Ho contattato il dottor Poggiana. Pensa sia cedibile quel piccolo appezzamento di terreno? Sono stati comunque calcolati possibili 33 parcheggi, che mi ha risposto, gentilissimo signor Visintin, valuteremo di concerto con il Comune la fattibilità e soprattutto la disponibilità finanziaria. A tal proposito sarà presentata un'interrogazione da Salvatore Porro, Vincenzo Zoccano in Consiglio Comunale, la realizzazione di un parcheggio rionale in zona Campanelle, ed è informata anche la consigliera D'Ambrosi, questo alla cortesa attenzione della Presidente Palutan. Sì, noi ci siamo mossi, questa è una richiesta che, grazie ovviamente a Claudio, che ci arriva da ormai già più di un anno che la trattiamo, abbiamo già chiesto, abbiamo già fatto delle mozioni, anche per competenza, sia in quinta che in settima, e ovviamente c'è da avere un accordo fra Comune e Asugi. La prima risposta ovviamente è stata: in questo momento non è possibile, e Claudio lo sa perché ne abbiamo già parlato in forma privata. Se si riuscisse appunto a trovare un accordo con l'Asugi per cedere questo terreno, non è l'unico terreno, fra l'altro ci sono anche altri appezzamenti che possono essere interessanti, ma bisogna vedere anche con le varie variazioni, i vari interessi sia per il Comune sia per l'Asugi, se questo discorso è proseguibile. Percorribile. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Non c'è nessuno in linea. Un attimo che mi segno, ok. Vediamo se ci sono altre mail. Pronto? Sì, prego signora, buongiorno. Io vi dicevo pronto, ma non sentivo non sentivo nulla, prego. Sono Silvia. Ci dica. Ecco, allora io sono veramente in attesa da decenni che ci sia questa pace proprio reciproca, come dire, di accettazione dell'idea dell'altro, ma purtroppo non c'è, perché c'è anche una grande provocazione da parte della destra, perché devo usare questo, perché è così. Finché vediamo la gente che va a fare i raduni col saluto romano, finché vediamo la seconda carica dello Stato che si vanta di avere il coso del duce, finché vediamo che non si riesce proprio a dire da parte della destra, perché poi il fascismo era una forza di estrema destra, se vogliamo, no? Un regime. Quindi se non si riesce, se loro non riescono a staccarsi e a pacificarsi con la democrazia e certo che sono stati eletti, perché non c'è altro, meno male, dico io, che sono stati eletti perché appunto c'è la democrazia, però non ci deve essere questa provocazione continua da parte della destra, che poi naturalmente cosa viene fuori? Viene fuori un altro estremismo, perché è quello antagonista, giustamente, no? È così. Se invece ci fosse proprio stato già all'inizio da parte della destra, eletta in Parlamento, eletta democraticamente, un vero distacco dichiarato e perpetrato, e anche per esempio impedito quei vergognosi raduni con il saluto romano, sicuramente saremmo arrivati molto prima a una vera pacificazione. Ecco, anche su Grills, diciamo che
il povero Regeni viene dimenticato, tutti i personaggi che possono in qualche maniera ricordare un'ideologia non di sinistra ma diciamo di centro-sinistra, di progressismo, vengono dimenticati e vengono tirati fuori solo ed esclusivamente personaggi che sono di pura destra, se non è estrema è comunque pura destra. Queste sono provocazioni e non è una ricerca della pace questa qua. La pace deve essere reciproca e riconosciuta e appunto devono venire rinnegati i valori che sono di estremismo e che sono anche rievocano tempi che noi abbiamo, io no personalmente, però tempi che abbiamo vissuto e quindi bisognerebbe anche capire che quei tempi là devono essere prima di tutto diciamo disconosciuti da quelli che sono poi stati gli eredi, perché poi ricordiamoci che Almirante e tutti quanti erano dei fascisti che poi sono stati accettati, hanno accettato il Parlamento e sono stati traghettati nella democrazia del dopoguerra. Quindi un bel passo avanti lo deve fare prima di tutto la destra, che è quella che abbiamo nella storia d'Italia. Ecco, fin quando non vedrò più quelle cose vergognose, anche a Predappio per esempio, dai, non si può quella roba là accettare, non si può. I morti non sono tutti uguali, mi dispiace. Hitler non è uguale a, non so, un altro politico, a Moro, ecco, non sono tutti uguali. Non si parla male di morti, ma parliamo male del regime, parliamo male di una situazione di uno Stato che ha patito per 20 anni oltre la guerra e tutto il resto. Quindi pace sì, io sono la prima che aspetto la pace, l'aspetto proprio e la voglio, io sono contraria alla violenza, ma come potrei essere favorevole? Mai più, però ci deve essere rispetto da tutte e due parti e loro sanno benissimo che hanno in casa ancora i santini del fascismo, diciamolo, è così. Mi dispiace, ma è così. Non giustifico però i violenti, quello no. Però vedi caso c'è sempre una commemorazione di tipo di destra. Quelli personaggi della sinistra vengono quasi cancellati, anche i nomi delle vie, tante cose. Ecco, ci sono queste azioni che non sono certamente portatrici di pace. Grazie, ho detto Grazie. la mia, buongiorno. Grazie, buongiorno. No. Paolo, prego. Qui, cioè, o sono fascisti o sono antifascisti. Allora, due cosine da dire. Innanzitutto non mi sembra che un discorso di pace può essere improntato in questo modo, perché un discorso di pace è eliminare questo tipo di provocazione. Ed è molto più simile a quello che ho fatto io, perché siamo nel 2026, esistono degli atteggiamenti che per l'epoca in cui viviamo non dovrebbero più esistere. Però, se dobbiamo essere onesti e anche molto cinici, ad oggi io vedo molte più manifestazioni di sinistra. Ho assistito e attualmente vedo bandiere rosse con un chiaro riferimento ai partigiani di Tito, vedo persone che inneggiano a un'ideologia che fra l'altro a Trieste fortunatamente non c'è mai stata, ma che comunque è di estrema sinistra e ha un bel rapporto con la nostra falce e il martello, che non è assolutamente stata cancellata da nessun luogo, a differenza di ogni tipo di riferimento al fascismo. Abbiamo distrutto palazzi per togliere via un fascio che è stato costruito, fra l'altro, in quel periodo. E come possiamo continuare purtroppo a vedere, ci sono delle manifestazioni che portano avanti le persone di sinistra, e a questo punto le accettiamo anche questa mattina, Piazza Libertà, dove vengono richiamate persone addirittura da tutta Italia per portare del cibo, dove fino ad oggi, magari mi aiuterai tu, ma io non so che sia stato chiesto un permesso, una possibilità di rimanere in quel luogo e soprattutto il cibo dove viene portato. E veniamo accusati noi della destra che creiamo problematiche. Allora, io sono della destra, sono di una destra democratica, è normale, sono un'imprenditrice. Il fatto che mi venga a dire o sei fascista o sei antifascista, perdonatemi, siamo nel 2026,
questo discorso non deve assolutamente esistere. E a chiunque mi fa un discorso estremo di sinistra, li invito volentieri ad andare ai paesi dove in realtà esiste ancora un atteggiamento di sinistra e dove c'è un comunismo, e tutto questa loro libertà che hanno raggiunto nei luoghi, nello specifico in Italia, ma non esista da nessuna parte, ma da nessuna parte. Sono delle dittature, è da evitare, da non seguire, da non guardare. Dobbiamo essere delle persone unite con ragionamento unico a salvare i nostri credi, le nostre volontà, le nostre culture. Cioè io veramente alle volte mi domando, o le persone non hanno mai studiato la storia, non hanno mai rivissuto, soprattutto vivendo a Trieste, perché sai, vivi in un'altra città, vivi a Roma, vivi a Milano, ma Trieste è una città che ha combattuto per almeno 200 anni per avere la sua totale indipendenza, e ora io mi devo vedere e sentire anche la signora che, ripeto, io rispetto la sua opinione, ma lei non mi può dire che è la destra che va a istigare la sinistra, perché mi perdoni, io vedo di continuo risse, atteggiamenti, ma già ieri, cioè io comprendo, è sbagliato, è punibile anche dalla legge, c'è la legge Scelba che proibisce il saluto romano, benissimo, ma nel lanciare oggetti provenienti dai tavolini di un bar, a lei sembra un atteggiamento pacifico? A me non sembra un atteggiamento pacifico, ma neanche lontanamente. Dobbiamo andare in pubblicità, siamo alle 8:36 quasi, breve pausa, torneremo tra poco. In diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Laura Palutan della lista di piazza, presidente della 7ª circoscrizione. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei e la sua ospite, Nivea. Prego. Allora, grazie, io volevo dire alla signora Palutan che sono perfettamente d'accordo con lei, ecco, questo è un dato. Però invece il mio discorso era che non ho capito se è stata fatta già la legge regionale o se deve essere fatta sulla DAT, cioè il testamento biologico, perché la regione legifera sul dopo la morte, invece dovrebbe legiferare sulla morte. Noi abbiamo cittadini che per lo SLA o da altre malattie sono allo stremo veramente, decidono di andare a porre fine alla loro vita negli stati esteri, perché qui in Italia, mentre altre regioni lo hanno fatto, il fine vita non se ne parla qui a Trieste o nel Friuli Venezia Giulia. Io volevo dire una cosa, io voglio essere cremata come ho cremato mio marito, però perché devo pesare su miei figli e su queste cose qua? Io ho già fatto il testamento biologico, adesso lo farò nuovamente, però l'associazione di Questioni dice per essere tutti liberi fino alla fine. Qui mi sembra che non siamo liberi neanche dopo la fine. Mi scusi signora Palutan, ho quasi 80 anni, perciò il problema comincia a diventare anche mio, no? Ecco. Non riesco a capire, parlo con lei perché se no fino a non so quando non riuscirò a parlare con nessuno, perché non si sa chi verranno ospiti, se della regione o d'altro. I funerali costano tanto, ma tanto, e essere cremati costa ancora di più. Però io non voglio addossare a mie figlie quello che sto facendo con mia madre e mio padre, che sono 28 anni l'oculi, perché quella volta proprio un assessore, posso fare nome e cognome, Lorenzo Bucci, e si è confuso sulla legge che diceva che devono essere messi anche nelle casse di zinco nei loculi, per cui non è più possibile. Per stimularli prima della mia di partita devo pagare 3.000 euro per l'estumulazione e poi le ossa vengono anche loro il costo. Perciò io non credo che con questi tempi che ci sono, con le ristrettezze che abbiamo e che avremo ancora avanti con queste guerre in giro e tutte queste cose qua,
devo addossare a mie figlie questo compito e soprattutto onerosi. Okay. Eccolo. Perciò io penso che andrò nuovamente a fare il mio testamento biologico e voglio dire a tutti che si consegnano in via dei Modiano 5 del comune di Trieste, che insomma anche l'atto notarile, anche quello costa, per cui invece di semplificare la vita, ma non la vita, dopo la vita, addirittura ci mettiamo dei costi ancora altri su. Grazie. Grazie Nivea. Grazie, Nivea. Prego Paolo. Insomma, è un argomento morbido la mattina, comunque lo comprendo, ho vissuto purtroppo più e più volte. Fine vita. Io sono d'accordo, nel senso che in base a ogni situazione, che sia personale o familiare, uno, innanzitutto, io ho sempre detto anche personalmente ai miei figli, se dovessi trovarmi in una situazione nella quale non sono più in grado di fare la mia vita, no? Questo non vuol dire non riuscire a camminare, ma non riuscire ad esprimere, non riuscire a parlare, non riuscire in qualche modo a essere quella che mi vedono, che mi vedete ogni giorno, per me quella non è più vita. E quindi ho sempre detto, troverete un documento nella quale vi dico io di non farvi remore, perché in quel momento posso essere solo un peso e io stessa non starei bene in quelle condizioni. Mi rendo conto che ci sono delle persone che invece cercano di far pace anche magari con il proprio caro e di mantenerlo in vita il più possibile. Mi rendo conto che non è una scelta immediata e semplice, certo, però deve essere una scelta che è possibile e plausibile dalla persona o in primis o dei suoi familiari, perché alle volte fa quasi più male vedere una persona obbligata su un letto di ospedale, magari tenuto in vita con determinati macchinari, piuttosto che salutarla e ci vediamo in luoghi migliori. Per quanto riguarda invece l'organizzazione del funerale, io penso anche che si possa organizzare anticipatamente, nel senso che magari anche questo non è una cosa bella, ma è qualcosa a cui tutti quanti noi dobbiamo pensare, no? Perché sono anche in questo caso, signora Nivea, andiamo d'accordo. Io sono d'accordo sul discorso che è un po' più gestibile la situazione se appunto non veniamo, cioè se non veniamo sotterrati. Io sempre anche lì ci sono varie battute anche abbastanza macabre, un bel vasetto blu ve l'ho portato a casa, l'ho mandato in giro nei boschi, dipende un po' uno anche come ragiona sul percorso vita, morte, anche qui ci sono delle credenze religiose, certo, quindi ognuno deve essere in grado di poter fare la propria scelta. Ma penso che si può pagare tranquillamente anticipatamente nel fatto appunto di qualsiasi scelta si voglia fare nel momento della nostra dipartita su questa terra, e deve essere comunque una scelta personale e solo dei propri familiari, non deve essere di qualcun altro che sceglie per gli altri. Vero. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere alla sua ospite cosa ne pensa del focolaio di tubercolosi che è scoppiato al liceo a Trieste e da dove è partito, perché visto che è una malattia che ormai in Italia è quasi debellata, quindi è partita da qualcuno di qualche paese straniero. Se mi può dare una risposta. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Buongiorno. Allora, io fra l'altro ho mia figlia che fa il Carducci. Bene, lei ha fatto, è maggiorenne, ha fatto di sua spontanea volontà il test perché non era obbligatorio. Parecchi ragazzi hanno aderito al test, ho letto sul giornale che ci sono 30 casi, alcuni me li aveva riportati direttamente mia figlia, che fortunatamente è risultata negativa ad oggi. E come è scoppiato? È scoppiato nel mese di dicembre, ci sono stati un caso nello specifico di tubercolosi e uno di scabbia, moderando, non credo che era la stessa persona, e da lì ci sono stati i primi familiari che ovviamente hanno fatto il test e alcuni compagni di classe che ovviamente per vicinanza
avevano avuto dei sintomi successivamente, quindi l'istituto ha chiamato la SUGI e ha richiesto appunto di fare questo test. Bisogna specificare però alcune cose. Ci sono anche dei ragazzini, ad esempio in classe con mia stessa figlia, che sono risultati positivi, ma molti di questi probabilmente hanno fatto il vaccino alla tubercolosi, cosa che ad esempio in Italia non si fa più perché ormai è debellata da più di 30 anni. E in questo caso ovviamente risultano positivi al test, anche se fondamentalmente non hanno la malattia oppure ce l'hanno in una forma magari latente. Io ora non riesco a comprendere, in maniera molto sincera, per quale motivo nel momento in cui non gli è stato effettuato il test, non gli è stato chiesto se erano vaccinati o meno, ma mi auguro che nell'arco dei prossimi 15 giorni avremo una conferma se questa positività alla tubercolosi sia dovuta ad aver fatto il vaccino piuttosto che a una sintomatologia che magari non è ancora iniziata ma che inizierà nelle prossime settimane. E non sono assolutamente contraria a fare questa tipologia di test, per me andrebbero estesi anche su tutte le altre scuole, anche per rendersi conto di che livello siamo, perché il classico vaccino trivalente che abbiamo fatto tutti noi in giovane e tenera età e che anche i nostri figli hanno, poi man mano nel corso degli anni si dimentica di rifare i vari richiami. Io stesso l'ho rifatto 10 anni fa su consiglio, fra l'altro, dell'infermiera che mi ha detto quanti anni è che lei non si vaccina, insomma sarà dai tempi del liceo, mi fa venga signora che ormai no, non siamo più in quei periodi in cui non abbiamo nulla, viaggiamo per il mondo, noi stessi e per primi, anche quando andiamo in altre zone dove non c'è la specifica necessità di avere delle vaccinazioni, ad esempio sulla febbre gialla o altre nello specifico, ma dove semplicemente ci sono altre persone che non hanno avuto l'abbattimento dovuto a una serie di vaccinazioni. Ad esempio una fra tutti, e te lo dico in maniera quasi spaventata, è che noi non abbiamo il vaiolo, noi non abbiamo la vaiolina, noi non abbiamo il vaccino per il vaiolo. E più della tubercolosi a me preoccupa il vaiolo, se devo essere sincera, quindi non mi dà nessun tipo di vergogna a dover fare delle ricerche all'interno degli istituti e anzi sarebbe corretto restituire anche l'infermieria all'interno degli istituti scolastici. Io mi ricordo, l'ho citato anche tempo fa, ti ricordi le pastigliette che mangiavamo al fluor, mamma mia, una roba terribile, e le vitamine, però c'era una continuità nelle regole che avevamo e anche i vaccini che dovevamo fare, una parte veniva fatta dalla nostra famiglia, una parte era proprio all'interno dell'istituto scolastico. Avendo tanti ragazzi che provengono anche da realtà diverse, e non per sempre bisogna parlare di migranti, ma proprio anche realtà diverse, quindi non hanno la nostra abitudine al vaccino continuativo, dovrebbero fare appunto un controllo e in quei casi appunto continuare ad avere i vaccini, i controlli, cioè ci siamo sempre controllati, non è niente, cioè non bisogna vergognarci, l'abbiamo fatto per decenni, l'abbiamo fatti anche noi che eravamo ragazzini, quindi io non vedo dove ci sia il problema e soprattutto ho sentito varie storie di puntare diti qua, là. Se abbiamo persone che provengono da altri posti e che quindi non hanno avuto la nostra strada nella salute, nell'abbattimento di determinate malattie, è logico e normale che ritornino, ma su questo vuol dire che noi per primi dobbiamo rifare i nostri richiami e tutte le persone che arrivano in Italia, al pari di anche altri stati, devono seguire il nostro stesso identico percorso. Si è capito da dove è partita questo contagio? Da una persona, da un ragazzino, penso che era all'interno. Straniero? Penso che era straniero, sì. Ma okay. È una pura casualità sì, in realtà. Sì, magari anche perché, ripeto, ci sono casi di tubercolosi anche tradizionale, nel senso che non è totalmente debellata. Certo, l'idea di sentire 30 casi su 100 è un numero molto alto. Però se già di questi 30 ne possiamo togliere almeno 15 perché sono dovuti a dei falsi positivi, allora già la situazione si ridimensiona. Ancora una telefonata, buongiorno. Carissimi, buongiorno. Volevo fare una breve osservazione. Prima l'ospite ha accennato al fatto che questi episodi di violenza come quelli che sono in accadimento anche a Trieste sono ormai fuori dalla storia o dovrebbe essere fuori dalla storia, ma questo non è vero. Noi stiamo assistendo semplicemente a quelli che sono definiti prodromi politici, che sono quasi sempre
degli eventi improvvisi e che non sono sempre progettati. Si riferiscono a fermenti ideologici e anche a grandi mutamenti socio-economici che spesso prefigurano delle svolte. Io ricordo all'ospite che i prodromi in Italia si sono verificati nel 23 con la nascita del fascismo, nel 43 con l'8 settembre, nel 45 con la Resistenza, ma anche recentemente nel 92, quando per iniziativa di un giudice è emerso un quadro illegale che ha cancellato in poche settimane l'intero pentapartito, dalla DC al PLI. Quindi tutti i partiti di governo, 5 grandi, sono stati cancellati dalla storia, con la nascita di una seconda repubblica che nessuno avrebbe mai previsto. Oggi le motivazioni sono invece diverse. I ricchi sono sempre più ricchi, poveri e classe media sempre più poveri, corsi inutili agli armamenti, sudditanza alle norme europee che strangolano i cittadini. Quindi vedremo cosa succederà. Vi ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie. Buongiorno. Diciamo che torniamo sempre indietro in qualche maniera, no? Una cosa fa bene guardare indietro per capire il davanti. Una cosa che mi è davanti, piaciuta è che l'ha chiamata resistenza. Va bene. Senta, eventi in circoscrizione, so che avete un problema. Allora, noi con gli eventi in circoscrizione abbiamo un problema, nel senso che con l'inizio di questo 2026 le nostre regole sono diventate sempre più rigide. E pertanto noi fondamentalmente possiamo solo dare un piccolo contributo, e quando dico piccolo vuol dire che più di 700-800 euro ad evento non viene dato all'associazione, che sempre, anche perché altrimenti non potrebbe chiedere un contributo alla circoscrizione, fa degli eventi in forma gratuita. E in base a dove vengono fatti questi eventi ci sono delle regole molto strette sulla richiesta appunto del suolo pubblico, ci deve essere una stesura per quanto riguarda il piano della sicurezza, e questi ovviamente hanno dei costi, ma hanno dei costi vivi, quindi come possiamo immaginare, dare a un'associazione a titolo gratuito 700 euro non riesce nemmeno a pagare i costi reali, che siano appunto sia per la perizia che per quanto riguarda il suolo pubblico. Ci stiamo impegnando un po' dall'inizio in realtà della consigliatura, in cui inizialmente potevamo fare degli eventi in forma fra virgolette gratuita, quando che gratuito in realtà non è nulla, perché è sempre il pantalone che paga, solo che i soldi in un modo o in un altro girano all'interno di un cerchio, quindi non ci si accorge all'interno dei parchi, ma nel momento in cui la richiesta viene fatta su una strada piuttosto che su una piazza, i costi sono letteralmente molto elevati, e questo è un forte problema per quanto riguarda noi circoscrizionali, perché non potendo più dare supporto per la coorganizzazione degli eventi, ma solo un contributo economico, ci ritroviamo ad avere delle associazioni che hanno serie difficoltà nell'organizzazione di tutti gli eventi, che in 7ª circoscrizione negli ultimi 5 anni, devo essere sincera, ne abbiamo fatti anche grandi come portate, non erano piccolini, proprio perché è una circoscrizione con tante associazioni che hanno proprio il desiderio e la volontà di stare a contatto con le proprie gente, no? Ad esempio uno fra i più divertenti era iniziato appunto come San Martino, che adesso è passato come gestione al comune di Trieste, e poi abbiamo tutto il percorso di Natale con tutti i bambini che ci addobbano le vetrine dei vari negozi. E anche in quel caso noi, per dare all'associazione, la manifestazione deve essere fatta all'interno della loro sede, non possiamo, nel momento in cui noi usciamo dalla sede, una buona fetta dei soldi che noi destiniamo per l'acquisto dei regali, che poi alla fine sono dei materiali di uso primario della scuola, cioè pennarelli, cartoncini, cioè quello con cui fondamentalmente il prossimo anno faranno i nostri lavoretti, e vanno appunto per l'utilizzo di questi servizi, che mi rendo conto che appunto hanno un costo, ma nel caso della circoscrizione diventa molto difficile nella gestione. Allora, non è un po' assurdo che il comune stringe delle regole per la circoscrizione, che è dentro il comune per fare delle regole? Cioè, sì, guarda, dov'è la logica? Non c'è. Allora, noi in realtà, come sai, appunto, non è che un problema, cioè non solo nell'alzare il telefono, ma anche andare personalmente, non proviene nemmeno dalla volontà del comune. E sono proprio cambiate delle leggi a livello nazionale per la quale non è più possibile gestire determinati beni in un determinato modo. La circoscrizione, fra l'altro, a Trieste è una circoscrizione diversa dalle circoscrizioni che ci sono nel resto d'Italia. Sì, vero, certo. E quindi anche gli stessi dirigenti della circoscrizionali hanno delle difficoltà nel comprendere
cosa sia appunto un contributo o una coorganizzazione. Ad oggi o facciamo l'uno o facciamo un altro, al pari del comune. Però anche qui, che poi mi piace anche che la gente sappia un po' come funzionano determinate cose, dove magari posso anche sbagliare, per l'amor del cielo, però ad esempio nella coorganizzazione di un evento il bilancio deve essere al pari. Sì. E questo vuol dire, se tu mi chiedi, io devo avere, ma se io lo faccio in forma gratuita, no, diventa complicato nella gestione proprio delle associazioni che fanno questi eventi in forma totalmente gratuita. Ok, sarebbe bisogno di un reset di tutte queste regole. Sarebbe bisogno, come guarda, all'inizio quando sono arrivata, no? Un po' di buon senso. No? Un po' di buon senso. Ci sono delle cose in cui non è che non facciamo finta di non vedere, ma ci sono delle cose che va bene così perché qualsiasi cosa succede non è grave, e delle cose in cui bisogna essere in realtà molto più severi e ligidi nel controllo. Ed è avere un po' di buon senso, cioè se un'associazione fa un evento in forma gratuita, diamogli un aiuto, cioè alla fine lo fa per i cittadini, per i ragazzi che sono, certo. lì. Insomma. Bene, dobbiamo andare in pubblicità. Io ringrazio Laura Palutan per essere stata con noi, Presidente della 7ª circoscrizione. Buona giornata e buon lavoro. Grazie altrettanto, buona giornata. Ci fermiamo per qualche minuto, torneremo tra poco in compagnia del dottor Dino Cafagna. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, come annunciato siamo in compagnia del dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina. Ben ritrovato. Ben ritrovato anche voi, grazie, buongiorno a tutti. L'argomento di oggi è l'acquedotto del Randaccio, acquedotti di Trieste, contenuti anche all'interno del libro che vedete, Trieste Curiosa 2, che raccoglie tutta una serie di particolarità della città, della sua storia, degli aspetti anche più curiosi, meno noti, più curiosi, come dice lo stesso titolo. Dottor Cafagna, prego. Vediamo? Sì, adesso arrivano anche le immagini ecco, allo schermo alla mia destra, nel frattempo apriamo la prima. Ci sono, vabbè. Niente, prima di parlare dell'acquedotto del Randaccio, che significa che oggi parliamo, facciamo così presente ai triestini cosa beviamo, ecco, come viene, da dove proviene l'acqua, ed è un mondo estremamente affascinante che la stragrande maggioranza dei triestini non conoscono. Quindi mi sono permesso di illustrare questa situazione, arrivando poi alla fine all'acquedotto del Randaccio, che è il centro dell'acqua, dove in qualche modo arriva l'acqua che noi beviamo quotidianamente, e come si fa il filtraggio, come si fa la disinfezione, come viene controllato, per scoprire che l'acqua che noi beviamo è un'acqua molto controllata dal punto di vista fisico, chimico e batteriologico, e quindi un'acqua perfetta. Ma a prescindere da questo, mi piacerebbe prima fare un po' la storia dell'acqua, ecco, ricordando come Trieste non sia stata un territorio estremamente povero d'acqua, ecco, soprattutto poi non ne parliamo del Carso, ecco. E quindi noi abbiamo sì dei torrenti. Poi tanto cosa significa torrente? Torrente significa che ha un comportamento torrenziale, cioè d'estate di solito si prosciuga e d'inverno viceversa con le piogge il torrente abbonda, spesse volte straripa, spesse volte crea dei danni materiali alle case, alle industrie, ma anche agli animali, e talvolta anche sono stati descritti alcune persone, alcuni a Trieste, che sono annegate causa questi inondamenti da parte dei torrenti. E questo ci spiega perché a Trieste del centro non ci sono i torrenti, nel senso che sono tutti che scorrono profondamente. Non so, per dire la via Giulia, via Battisti, abbiamo il torrente Farneto, via Carducci abbiamo il torrente Sette Fontane sotto. L'abbiamo visto qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, come nella piazza Oberda è stato scoperto il torrente Grande, e abbiamo visto come è stato fatto. Tra l'altro delle bellissime strutture, delle gallerie fatte non con il cemento armato, che non esisteva, semplicemente con delle pietre incastonate per dare questo risultato, pietre che, per esempio nella Volta, sono riusciti a mantenere il peso delle automobili che noi troviamo per esempio sulla via Carducci, sotto scorre appunto questo canale, e quindi delle opere veramente eccezionali fatte 200
200 o quasi 200 anni fa. A parte questo, i torrenti sono stati in qualche modo tombati, come si dice, cioè racchiusi sotto le strade per vari motivi. Un motivo era che appunto d'estate, essendo poca acqua, stagnava, quindi dava degli odori maleodoranti. C'era anche la possibilità della crescita di zanzare e quindi di malattie tipo malariche in definitiva, ecco, quindi è malsana. Ma soprattutto il problema più grosso è che i torrenti sono stati sempre usati come delle fognature. Ecco. Per esempio le case che venivano costruite in periferia non avevano delle tubature al fognario, ovviamente, ecco, quindi scaricavano del torrente, scaricavano l'immondizia, scaricavano soprattutto anche aspetti fognari. Ecco, se ci ricordiamo, qualche anno fa il torrente grande che è stato scoperto in Piazza Oberda aveva un odore maleodorante. Questo perché tutti i torrenti purtroppo sono diventati delle fognature in qualche modo, per quanto si cerchi in qualche modo di contrastare. Ecco. Comunque a Trieste, anche perché dal punto di vista logico, ecco, immaginiamo che in via Carducci, che una volta si chiamava via del torrente perché perché prima scorreva un torrente all'aperto, ecco, questo tagliava la città in due, ecco, c'erano dei ponti, ma rari, pochi, tagliava la città, quindi un motivo per cui sono stati tombati è anche questo, che davano disturbo alla circolazione. Ecco. A prescindere da questo va detto che i triestini prima dei romani dovevano mangiarsi con qualche fonte, con qualche sorgente e così via, ma l'arrivo dei romani ha portato di Roma, la Tergeste romana, che tra l'altro vi ricordo che Trieste, la Tergeste romana è rimasta sotto i romani per qualcosa come 600 anni e di cui ha goduto di tutte le sue caratteristiche, essendo il centro dell'impero, non in periferia, non dove si facevano le guerre, al centro dell'impero ha goduto soltanto di aspetti positivi, appunto, soprattutto economici, ecco. Tanto è vero che la città, qualcuno parla che Trieste è stato un villaggio di pescatori, no, assolutamente no, è stato soprattutto sotto Roma un villaggio, cioè una città molto importante, tanto è vero che è stata circondata dalle mura, non si circonda delle mura che sono alte 6-7 metri, che costano, che è un impegno anche economico, eccetera, una cittadina perché è un villaggio di pescatori, no, perché è una città importante dal punto di vista commerciale, essendo la città più a nord dell'Adriatico era importante perché arrivassero le navi con i militari, con le derrate alimentari che potevano essere utili per tutta la zona. Ricorderei che dei romani, di Roma abbiamo tante cose, ecco, abbiamo il teatro, abbiamo la basilica civile dove si praticava la giustizia, dove si praticava diremo così anche la politica, avevamo il forum dove si commerciava, ma soprattutto abbiamo avuto il teatro romano. Un teatro non serve assolutamente a una città, non serve per sviluppare l'economia, però nasconde come il fatto che i cittadini triestini di allora lavoravano molto e avevano desiderio di divertirsi. Quindi il teatro romano, che tra l'altro secondo Cadle poteva contenere 5.000 persone, era un qualcosa di più che sta a indicare una città florida, una città ricca, benestante, che desidera anche divertirsi in quel teatro. A prescindere da questo, ovviamente la Tergeste romana è aumentata di popolazione e c'era la necessità dell'acqua, ecco, questo è l'argomento. E l'acqua non ci si poteva più basare su quelle poche fonti, poche sorgenti, pochi pozzi che si poteva avere, ecco, perché la popolazione aveva bisogno. A prescindere che l'acqua non serve solo per l'umano, no? Cioè per lavarsi, per bere, per altre esigenze umane, ma serve anche per l'industria, serve anche per l'agricoltura. Ed ecco che i nostri romani, così tergestini, in qualche modo costruiscono un acquedotto. L'acquedotto ne costruiscono ben 3 di acquedotti. Uno dei più importanti è questo che vediamo qui, quello della Varosada. Ecco, pensate che loro prendono l'acqua del torrente, vicino al torrente Rosandra, e la portano a Trieste, ecco, assurdamente. Oggi noi abbiamo delle pompe elettriche, ma quella volta non esisteva elettricità e ovviamente neanche le pompe. Come hanno fatto i romani a portare l'acqua da lì fino a Trieste, che sono qualcosa come 20 chilometri? Semplicemente sfruttando la gravità. È incredibile soltanto la gravità, e cioè sfruttando questo, ricordiamoci che i romani sono stati grandi nella costruzione di strade, ma anche di acquedotti, ecco, sfruttando
sfruttando solo la gravità, praticamente sfruttando quell'1-2 dipendenza, 2 per 1000 dipendenza. Cosa significa questo? Che su 1000 metri, cioè su 1 chilometro, dall'inizio fino alla fine c'era soltanto 1 metro di dislivello, e così sono arrivati fino a Trieste. Questo è comportato per il fatto che gli ingegneri romani, di grande abilità, ecco, perché immaginiamoci oggi se qualcuno si metterebbe a misurare la pendenza così dove è il migliore, ecco, porta a questo risultato, che l'acquedotto di Bagnoli, l'acquedotto di Rosandra, non è assolutamente diritto come si potrebbe pensare, come oggi si farebbe con le tubature, ecco. Hanno dovuto cercare nella posizione dei colli dove questa pendenza era migliore, e quindi abbiamo questo risultato del percorso in qualche modo dell'acquedotto della Rosandra, ecco. Vediamo come passa, per esempio, abbiamo trovato le vestigia per San Sergio, passa per la via dell'Istria e arriva fino al largo Ascanio Calar, che sarebbe quella piazzetta in qualche modo prima del via San Michele, che poi va giù, sprofonda giù verso la città vecchia, ecco. Però in verità non era la via San Michele, ma era una via vicina. Via vicina, oggi noi abbiamo una via che si chiama via della Galleria. Che cos'è la via della Galleria? Semplicemente è un pezzo, anni fa scavando hanno trovato una galleria che non era altro che un pezzo dell'acquedotto che era rimasto in piedi. Tra l'altro è sempre pieno d'acqua, perché pur non essendo collegato con l'acquedotto comunque drena l'acqua piovana della zona, ecco. Quindi abbiamo questa, e poi arrivava fino a Cittadecchia, dove c'era questa condizione, ecco. E quindi quanto mai affascinante l'abilità di questi architetti romani, ma ovviamente anche lì l'acqua non era sufficiente, quindi ne hanno fatto un'altra, quella che veniva da San Giovanni, ecco, che vedremo fra poco come come Teresa l'abbia in qualche modo sfruttato e rimesso a posto. Ma quella volta c'era questo che proveniva da San Giovanni, perché San Giovanni è una zona ricca d'acqua, ecco. Oltre a essere una valle, una concavità dove passa un torrente importante, che è il torrente Farneto, abbiamo altri affluenti molto importanti. Si chiama tra l'altro San Giovanni perché si parla di San Giovanni il martire, il santo che è il dio delle acque, che è il santo delle acque, ecco, in definitiva. E quindi si chiama così San Giovanni perché è una zona ricca d'acqua, che arriva poi, appunto, come vedremo, dalla zona di San Giovanni arrivava fino al centro, portando acqua a 3 importanti fontane, che sono quella di piazza della Borsa, sono quella di piazza Ponte Rosso, dove noi abbiamo quel punto che viene chiamato Giovannin dalle venderigole. Perché Giovannin? Perché è quell'acqua piovere a San Giovanni, ecco. E poi da ultimo abbiamo la fontana dei 4 continenti, piccola curiosità, ecco. I continenti in verità sono 5, ma nel 1750, quando è stata costruita, quella volta se ne conoscevano solo 3. L'Australia non era ancora stata scoperta, e quindi abbiamo questo paradosso della fontana dei 4 continenti. Dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo brevemente, ma torneremo tra pochissimo. Torniamo in diretta a 9:20 minuti di questo mercoledì 20 di maggio in compagnia del dottor Dino Cafagna. Abbiamo cambiato foto, cosa ci mostra? Brevemente concludiamo un po' su Roma, diremo sulla Trieste romana e su questo acquedotto. Ecco, questa è una bella fotografia di quello che ancora è rimasto. Siamo in Rosandra, è ancora rimasto, ecco, che vediamo questa struttura particolare, che in verità non è adatta, è giusta, perché questo canale doveva essere coperto. Vediamo la prossima, magari. Ecco, la struttura del canale dell'acquedotto, diremo così, appunto, del Rosandra, è fatta essenzialmente di 2 cose. Quella in nero è una sorta di cemento che respinge l'acqua, quindi impermeabile, che copre la parte interna, e poi dei mattoni che coprono. Ricordiamoci che doveva essere coperta, perché sennò l'acqua che scorre in superficie sarebbe inquinata dall'inquinamento dalle foglie, dalla terriccia, eccetera. Quindi doveva essere
essere molto praticamente chiusa. Vediamo la prossima. Se noi andiamo a San Sergio troviamo ancora un pezzo intatto di questo acquedotto, ecco, di cui vediamo la struttura come era allora. Ecco, vediamo in B il cemento che abbiamo visto prima e in C vediamo tutta la struttura che è definita un po' a fungo, per dire, ecco, in mattoni. Questo, pensate, hanno costruito, sempre con quel concetto della pendenza dell'1-2 per 1000, hanno costruito tutta questa struttura per 20 km per arrivare a noi. Questo per dimostrare l'ingegnosità. Oggi noi useremo dei banali tubi, per dire, ecco, più o meno grossi, loro dovevano fabbricarsi con dei mattoni, in modo molto impegnativo questo mattone. Vediamo un po' la prossima. Questa è una fotografia molto importante, la stragrande maggioranza non dirà assolutamente niente, ma questa è la fonte Oppia, cioè quando si prende l'acqua dal Rosanda, non si prende l'acqua dal torrente Resanda, ma da una sorgente, alcune sorgenti, in verità questa è la più importante, che praticamente è l'acqua che scorre all'interno di un monte che sta sopra, e quindi un'acqua essenzialmente pulita, pura, ecco che è stata così inglobata, e qui nasce da pochi metri, vediamo subito quella che abbiamo visto prima, cioè l'acquedotto romano in mattoni che comincia proprio qua. Ecco, questa è l'acqua, è una fonte importante. C'è una piccola curiosità, ecco, viene definita Oppia perché qua c'è una storia, ecco. Vedremo fra poco come per lungo tempo Trieste ha continuato ad avere la mancanza d'acqua e quindi ci sono stati alcuni individui che hanno cercato di trovare delle fonti alternative. Uno di questi è Rossetti, che ha provato in qualche modo a recuperare il vecchio acquedotto, andando a Bagnoli e studiando, e ha ritrovato questa fonte che ha messo il nome di Oppia, ma il Oppia ovviamente fa pensare a un nome romano, ma non esiste. I romani, innanzitutto non sapevamo come i romani lo chiamavano, non abbiamo nessun elemento, è una invenzione la parola Oppia, inventata in qualche modo da Rossetti, perché in questa zona c'erano molti alberi di l'oppio e quindi lui ha voluto definirla così. Se no il nome, diciamo così, originale, slavo, sloveno, è quello di Klisica, ecco, che è un modo un po' difficile da parlare, per cui noi italiani preferiamo definirla Oppia, ma ricordiamoci, non è assolutamente il vero nome, è il nome che si è inventato il Rossetti, che però fa comodo perché è facile da dire. Quindi questa è la fotografia, è molto importante perché si dice che questa è la vera sorgente dove usciva dell'acqua purissima che è stata inglobata ed è la fonte originale dell'acquedotto romano. Vediamo la prossima ancora. Questo è un esempio, ecco, ricordiamoci sempre che era coperto. Qui vediamo come scorreva l'acqua, andiamo pure avanti, ne abbiamo tante fotografie e così via. Una di queste ci mostra come l'acquedotto è stato intercettato in via dell'Istria. Se voi andate in via dell'Istria, di fronte mi pare via Orsera, ecco, trovate questo. Il rosso l'ho fatto io per dimostrare l'aspetto a fungo dell'acquedotto che abbiamo parlato prima, e sopra c'è una incisione che ricorda qui è passato dalla fonte diremo così, l'acquedotto della fonte Oppia. Ecco, andiamo ancora avanti, ci sono altre situazioni, una è quella che abbiamo detto prima, la via della Galleria. Ecco, via della Galleria troviamo questo, ecco, questo è uno speleologo che ha i piedi nell'acqua, perché questa è la galleria, un vecchio pezzo dell'acquedotto romano che ancora si trova in via della Galleria, che ha preso questo nome proprio per questo. Vediamo un po' la prossima. Questa sì. Ecco, poi i romani, qui è successo qualcosa di gravissimo, ecco. Dopo 600 anni arrivano i barbari odiano i romani perché i romani hanno più volte conquistato le loro terre, punito, ucciso i propri, quindi vengono qui con un odio tremendo nei confronti di Roma e della romanità, per cui arrivano anche a Trieste nel 568, arrivano i Longobardi. Dobbiamo immaginare questi barbari non come un gruppo armato di 10.000 20.000 persone, ma questi si muovevano tutti quanti con tutti i parenti, la moglie, i figli, i nipoti, eccetera, quindi erano masse di centinaia di migliaia di persone che, come le cavallette, quando arrivavano distruggevano tutto. Comunque, avendo la fama i barbari di essere barbari, cioè di non rispettare le norme in qualche modo di rispetto nei confronti della popolazione, sapendo che potevano uccidere, sapendo che potevano fare gli schiavi, i triestini sono scappati. Quindi i Longobardi arrivano nel 568 a Trieste e trovano una città
città disarmata, una città spoglia, ecco, la distruggono, cioè la saccheggiano prima, la distruggono e poi anche la incendiano. Per questo odio, perché non c'era la necessità di incendiarla, ma questo odio verso l'umanità volevano proprio distruggere l'umanità, e quindi Trieste in qualche modo viene distrutta e appunto incendiata, e quindi anche gli acquedotti. Da quel momento in poi, per qualcosa come 1000 anni, i triestini, quei pochi che torneranno, tra l'altro, non saranno più quelle migliaia della Tergeste romana, ma saranno alcune centinaia che dovranno arrangiarsi. Tra l'altro devono costruirsi delle case, ecco, e sicuramente non vanno sul Carso a costruirsi una cava per portare dell'arenaria e a costruirsi le case, ce l'hanno là. I monumenti romani loro li utilizzano e anche li distruggono, se vogliamo, per costruirsi le proprie case. Se noi veniamo del teatro romano, vediamo che il teatro romano non è coperto, come si potrebbe immaginare, da marmi, ma troviamo soltanto l'ossatura, cioè in qualche modo i mattoni, ecco. E qui il resto è stato praticamente, prima i barbari, poi i triestini hanno distrutto. Pensate che perfino le statue del teatro romano sono state usate per fare della malta, per fare del materiale di costruzione, ecco. Oggi grideremo all'assurdo, ecco, poter distruggere una statua romana, ecco. Ma allora c'era la necessità di sopravvivere, ecco. Per cui per un periodo molto lungo Trieste non è tornata più alla grandiosità di prima romana, ed è vissuta per tanto tempo un numero anche abbastanza limitato di persone, ecco, 5-6 mila persone sono rimaste per qualcosa come 1000 anni, fino all'arrivo del Portofranco 1719, e si è dovuto arrangiare. Questa popolazione ovviamente non aveva più l'acquedotto romano, gli acquedotti romani, perché ricordiamoci che gli acquedotti romani sono 3, quello di Rosanda, quello di San Giovanni che abbiamo detto prima, e che tra l'altro adesso ne parleremo, e uno anche Sette Fontane, di cui in verità Candel ne parla, ma non ne sappiamo un granché, ecco. Però tornando a noi, queste persone che verranno più o meno nel Medioevo non avranno più la possibilità, se non quella di fornirsi delle poche fonti, ecco, dei pozzi, delle sorgenti, delle cisterne soprattutto, che venivano a raccogliere l'acqua piovana per alimentarsi. Ma quando arriva il Portofranco, 1719, la popolazione progressivamente aumenta non solo la necessità di acqua della popolazione, ma anche dell'industria, anche dell'agricoltura. Ricorderei per esempio che le navi che arrivavano qui avevano bisogno prima di partire sia delle gallette, del mangiare in qualche modo, ma anche dei botti d'acqua per poter navigare in lungo e in largo, ecco, e quindi la necessità era importante. Maria Teresa, siamo nel 1751, deve pensare a come poter portare l'acqua, ecco. E non fa altro che ristabilire l'acquedotto di San Giovanni, che abbiamo accennato prima, ecco, e quindi ristabilire, e lo scrive anche, perché quello che vediamo qui in Via delle Cave è il capofonte. Capofonte significa il punto di cui comincia o si origina in qualche modo l'acquedotto. Ma dietro a questo capofonte dovremmo immaginare un colle che ha all'interno delle gallerie, un po' come le dita di una mano, no? In questa direzione, gallerie che captano l'acqua e arrivano tutte qui. Vediamo un po' la prossima. Vabbè, sì, ricorderei che quella specie di casotto che vediamo, quella di casupola che vediamo, non ha un grande valore, ecco, se non quello storico. Molto più interessante è questo cardiglio, cioè questa incisione che racconta in poche parole. Leggiamo le parole Maria Teresa, leggiamo le parole Francisco, che sarebbe Francesco suo marito, che è l'imperatore, e poi i due grandi governatori di allora, che erano Zoske e anche Hamilton, che hanno permesso la costruzione, qui scrive proprio che viene ripristinato l'acquedotto romano, ecco, che come abbiamo detto prima andrà poi, questo acquedotto di Maria Teresa, a portare l'acqua a quelle 3 fontane che abbiamo parlato prima, e cioè la Borsa, Piazza Unità e poi anche il nostro Ponte Rosso. Vediamo poi la prossima. All'interno di questo capofonte troviamo delle pozze che servono per filtrare della sabbia, della ghiaia, che servono per in qualche modo raccogliere l'acqua pura filtrata e cercando quindi di eliminare le intossicazioni. Vediamo ancora avanti, sempre una fotografia interna di come era fatto l'acquedotto di Maria Teresa, 1751, che c'è scritto tra l'altro in quel cardiglio, che è stato ripristinato. Ecco che vediamo come è stato fatto. Che curioso è che sotto vediamo un canale e ai lati viceversa dei scalini, se vogliamo. Ecco, questo perché chi doveva controllare, chi doveva in qualche modo visitare e controllare questo acquedotto potesse camminare senza sporcare l'acqua che scorreva all'interno. Vediamo un po' la prossima.
Vabbè, a un certo punto questo acquedotto di Maria Teresa da subito, per quanto porti acqua, non riesce a soddisfare le esigenze della crescita sia della popolazione che delle attività industriali del momento. E quindi un altro periodo di difficoltà. Tra l'altro l'acquedotto di Maria Teresa non è che è rimasto finito, ecco, si sono costruiti altre gallerie perpendicolari a questo acquedotto per portare acqua, ma alla fine risultava sempre difficile in qualche modo portare l'acqua necessaria, ecco. E quindi arriviamo al 1857, quando a Trieste arriva una grande rivoluzione che è la ferrovia. La ferrovia, pensate, prima della ferrovia, se dovevamo portare, le navi arrivavano, scaricavano la loro merce, e la merce doveva essere portata in giro a Vienna, in qualsiasi altra parte, con dei buoi o con dei cavalli, con dei carri, che significava tempi lunghi, costi nodali e poche quantità di materiale. Ecco, l'arrivo della ferrovia rivoluziona tutto e dà un aumento esponenziale dell'economia, perché possiamo portare con un costo contenuto grandi quantità di materiale e in tempi molto veloci. Ecco, quindi la ferrovia, che i triestini aspettavano perché era già presente a Vienna e in altre parti, finalmente nel 1857 arriva, ed è una grande rivoluzione in qualche modo, ma ovviamente c'è sempre il problema dell'acqua. L'acqua è il problema della ferrovia, perché la ferrovia va ancora con il motore a vapore, ecco, quindi ha bisogno di grandi quantità. Si sapeva che a livello di Auresina, di cosiddetti filtri di Auresina, c'erano delle polle d'acqua, cioè praticamente un ramo del timavo che sfociava in qualche modo proprio a questo livello, ma lo sfociava a livello dell'acqua, quindi fino a quel momento quell'acqua era difficile da contenere, ma vista la necessità si è cercato di recuperare queste fonti d'acqua, queste polle d'acqua, ecco, semplicemente creando una sorta di muro in cemento, ecco, che non permettesse all'acqua che usciva di mescolarsi con quella marina, ovviamente non potabile. Ecco, e quindi è stato costruito questo palazzo, questa struttura, dove vediamo che l'acqua veniva presa ovviamente e veniva sparata con con i motori a vapore. Vediamo difatti che ci sono quei vapori che escono dalle tubature, ecco, a ricordare come in un primo momento, poi nel 1900 arriveranno le pompe elettriche e scomparirà il vapore e tutto il resto, e quindi qui finalmente i filtri di Auresina riescono a inglobare una grande quantità di acqua potabile che viene sparata verso l'alto dove c'è la ferrovia, ma ci si accorge anzi che quest'acqua è talmente abbondante che può servire anche a Trieste, quindi una tubatura di questo va a servire Trieste, quindi Trieste finalmente riesce ad avere una quantità sufficiente. Una piccola curiosità, sottolineare come questo edificio ha un aspetto un po' gotico, no? Neogotico si definisce così, a parte che è lo stesso architetto Juncker, che si chiamava così, che ha costruito poi il castello di Miramare, ecco. Però è da notare una curiosità, ecco. Mentre il ricco signore vuole un edificio medievale, ecco, cioè praticamente neogotico, ed ecco che Massimiliano si costruisce un castello medievale perché ha, diremo così, le torrette, ha le finestre così caratteristiche di quel periodo, le merlature guelfe, eccetera. Ecco, e in questo che è semplicemente una struttura, un edificio secondario, lo stesso si vuole, in quel periodo si dava importanza anche all'estetica delle fabbriche o degli edifici di questo tipo. Ecco, quindi qui abbiamo un neogotico che sarebbe sprecato perché costa, ma che però denota come anche quella volta serviva la sensibilità architettonica, che anche le fabbriche dovevano essere abbellite in un modo costoso, se vogliamo, ma importante in questo caso del neogotico. Andiamo in pubblicità, dottor Cafagna, torneremo tra poco per gli ultimi minuti di trasmissione. Bene, ritrovati con Sveglia Trieste, abbiamo un poco più di 20 minuti ancora in compagnia del dottor Dino Cafagna, continuando con queste strutture. Semplicemente questa è come oggi, quella fotografia abbiamo visto era 100 anni fa, vediamo il prima, 100 anni fa, prima, bravo, e quello che si vede oggi, lo stesso castelletto, non vediamo più, cioè si vedono i camini ma non sono più fumanti ovviamente, perché questo funzionano con pompe elettriche. Ma andiamo pure avanti, vediamo dove siamo arrivati. Beh, questo è un argomento che vorrei
raccontarlo perché è molto carino. Ecco. Abbiamo visto prima come Rossetti, siamo all'inizio dell'Ottocento, c'è sempre fame, anche l'arrivo di questa acqua da Olisina non è sufficiente, c'è sempre bisogno di tanta acqua e quindi ci sono molte persone che si mettono alla ricerca delle fonti. Abbiamo visto prima come Rossetti cercava di risistemare l'acquedotto dell'Osandra, ecco, e qui abbiamo un altro personaggio che si chiama, è l'ingegnere Linder, così si chiama appunto, che si accorge come sul Carso ci siano delle zone in cui improvvisamente, soprattutto quando dopo un temporale prolungato, l'aria esca da sotto, ecco, si forma dell'aria che esca tra le pietre del Carso, in certi punti ovviamente, e lui intuisce che probabilmente quell'acqua può segnare il passaggio del Timavo. Tra l'altro faccio presente come il Timavo sia un fiume estremamente interessante, affascinante, ma anche nell'oblio, nascosto, magico in qualche modo, ecco, perché lui nasce in Slovenia, si approfondisce nel grotto di San Canziano e poi scompare, per apparire, come ho visto, una parte della Olisina e soprattutto il grosso delle polle che troviamo a San Giovanni del Timavo. E fa qualcosa come 40 chilometri sotto il Carso. Sotto quanto, in definitiva? Ecco, fra poco vedremo, a 300 metri di profondità questo fiume scorre. È una cosa affascinante perché ci racconta come l'acqua abbia la possibilità di scavare la pietra. Può sembrare un po' assurdo, ecco, ma è vero. Ecco. Il meccanismo, tra l'altro è un meccanismo anche chimico, no? Nel senso che l'acqua più vanna, H2O, più l'anidride carbonica, CO2, forma l'acido carbonico, che è un acido molto debole. Ecco, se noi lo mettiamo sulla pelle non si fa assolutamente niente, ma è sempre un acido. E in milioni di anni questo acido corrode le pietre di calcare, di Carso, e quindi provoca quello che noi conosciamo, quelle pietre tutte rovinate, fessurate che troviamo nel Carso, è dovuto appunto a questa acqua. Tra l'altro anche la grotta gigante si pensa sia dovuta al fatto che un fiume di allora abbia scavato la grotta gigante. Faccio presente come la orografia, cioè la struttura del territorio di oggi è molto diverso come era una volta. Noi abbiamo scoperto sul Carso perfino dei dinosauri, come si può pensare, tra l'altro che sono scomparsi qualcosa come 70 milioni di anni fa, quindi quando noi troviamo, come troviamo nel villaggio del pescatore, qualcosa come 7-8 dinosauri, ricordiamoci che torniamo indietro di almeno 70 milioni di anni, ma poi abbiamo trovato degli ippopotami, abbiamo trovato dei rinoceronti, abbiamo trovato delle figure, prendiamo l'ippopotamo ha bisogno dell'acqua, quindi sul Carso c'era una situazione completamente diversa, un acquitterino, una zona tipo subtropicale e così via, che era molto diversa, quindi immaginarsi che un fiume allora particolare abbia scavato per esempio appunto la grotta gigante non è niente di eccezionale. In questo caso parliamo del Timavo che ha scavato lentamente in milioni di anni, è un tempo che nella nostra mente non riesce un po' a condensare, ecco, milioni di anni, ha scavato queste cavità ed è praticamente passa per qualcosa come 40 km sotto il Carso. Ecco. Tornando al nostro amico Linder, questi scopre che dal terreno viene dell'aria, soprattutto, ripeto, dopo le grandi piogge, ecco, che la si può immaginare che il Timavo si ingrossa e quindi spinge l'aria che era intrappolata dentro, la spinge fuori, e quindi lui intuisce che sotto ci potrebbe essere il Timavo, che a quel punto potrebbe essere utile, come abbiamo visto prima, a portare acqua alla città. Quindi lui si mette a scavare, però il comune non gli dà molto peso, ecco, gli sembra un'idea un po' balorda, non lo menziona, lui da solo, giovane, è molto giovane, scava, ovviamente anche con i suoi soldi, con i suoi operai, con i suoi minatori, scava questa strettoia che era molto stretta, e quindi lui cerca di allargarla il più possibile, e in molto tempo, con molto sacrificio, con molte spese, arriva al fondo. Siamo all'inizio in qualche modo dell'Ottocento e si arriva a scoprire la cavità finale del Timavo sotto la grotta di Trebiciano. Noi non abbiamo fotografie perché non esistevano, ma abbiamo una bella rappresentazione di come si prende. La gente si cala da destra e arriva giù abbiamo dei massi, abbiamo della sabbia, e a sinistra abbiamo il Timavo. Bellissima questa incisione colorata, ecco, che ci racconta questa storia affascinante, che però finirà male. Perché? Perché è vero che si scoprirà il Timavo, ma sono 300 metri e quindi trovare delle pompe che ti portano l'acqua fin sopra 300 metri, da là
delle tubature che avevano a Trieste era dal punto di vista economico impensabile, e quindi il comune non lo riconosce, non lo diremo così, gratifica dal punto di vista economico, e lui, dopo questo lavoro che lo ha sfinito, che lo ha debilitato, morirà di tubercolosi a 40 anni. Ecco, il Linder scomparirà, se vogliamo, un po' della fama, ma poi verrà ripreso dagli speleologi triestini che si renderanno conto che il Linder ha fatto un lavoro enorme, ha scoperto una grotta importante, ha scoperto dove passa il Timavo, e tra l'altro ha anche una targa sua per ricordare questo personaggio che dal punto di vista speleologico è stato importante. Il comune ovviamente non gli ha riconosciuto nessun risarcimento, e quindi lui è morto molto giovane, è pronto per fare questa scoperta. Vediamo un po' la prossima. E quindi arriviamo in qualche modo, abbiamo detto che l'acquedotto di Aurisina datato 1857, e comincia anche dopo a avere dei problemi, e quindi questo problema dell'acqua è un problema insistente, un problema importante. Ricorderei come l'acqua non serve solo per bere o per lavarsi, ma anche per l'industria, che è sempre più presente, ma anche per l'agricoltura. Ed ecco che attorno al 1920 si scoprono vicino al Timavo delle sorgenti nuove, che si chiamano sorgenti Sardos, perché lì c'era un mulino del signor Sardos, si chiamava così, che ha dato il nome al mulino, che ha dato il nome alla zona, che ha dato il nome alle sorgenti, che erano sorgenti ricche, pulite. È una cosa paradossale, no? Perché noi abbiamo queste sorgenti, le vedremo fra poco, sorgenti Sardo, che sono molto vicino al Timavo, ma non sono la stessa cosa. Potrebbe pensare che il Timavo ha un ramo sotterraneo che arriva a quella zona. Siamo qui, tra l'altro, siamo a zona vicino proprio alla chiesetta di San Giovanni al Timavo, San Giovanni in Tuba. Ecco, stiamo proprio a pochi metri. È stato costruito, quindi volendo inglobare queste nuove sorgenti abbondanti e limpide, si è costruito tutto questo apparato, che è questo edificio che viene chiamato appunto l'acquedotto di Randaccio. Tra l'altro, chiariamoci subito l'idea chi era Randaccio. Ecco, Randaccio era siamo nel 1917, e un militare, anche un capitano militare, che di fronte a un momento di forte stagnazione tra le due parti in guerra, gli austriaci e gli italiani, che grosso modo a livello del Timavo si erano fermati, non riuscivano ad andare né avanti né indietro, lui vuole in qualche modo sfondare queste linee, e quindi con un gesto eroico un gruppo di persone supera questa linea cercando di colpire il nemico alle spalle, quindi aprire un varco, ma purtroppo verrà colpito prenderà una mitragliata, e quindi morirà sul campo a 31 anni. Vediamo la prossima, se mi ricordo. Eccolo qua. Ecco, questo è Randaccio, che ne parliamo in lungo e in largo. Tra l'altro, anche dove ci sono i lupi di Toscana abbiamo anche in qualche modo una lapide che ricorda la sua presenza. Il Randaccio comunque, ecco, sarebbe uno dei tanti morti, in verità, non è l'unico eroe che è morto in guerra, giovane e così via, ma ha avuto non so se potevo dire la fortuna di essere amico, di essere conosciuto da Nunzio, il quale ne fa delle lodi, ecco, in qualche modo lo innalza ad eroe, il grande Randaccio, eccetera, per cui la zona lui è diventato famoso, direi non per il gesto che è stato sicuramente eroico, ma uno dei tanti, ecco, ma perché Nunzio ha saputo lodarne come esempio di eroismo, ecco, quindi lui è un eroe e gli è stato intitolato questo. Siamo nel 1929, andiamo pure avanti. Sì, questa è una curiosità. In questo acquedotto, questo edificio che abbiamo visto, ci sono tante cose molto belle da raccontare. Una delle cose che è un quesito, ecco, come facevano i romani a sapere che l'acqua che loro stavano portando era un'acqua pulita, ecco. Si poteva utilizzare, si poteva in qualche modo parlare, si poteva vedere in qualche modo l'aspetto fisico, cioè se l'acqua era limpida, se era torbida, e poteva essere inquinata ovviamente, oppure semplicemente se era calda, troppo calda, non va bene, ecco. Loro usavano i pesci che ovviamente se il pesce nuota tranquillamente vuol dire che l'acqua è pura. Questa è la vasca che si trova all'interno, ovviamente a titolo puramente esplicativo, come i romani in qualche modo usavano queste vasche col pesce per vedere se l'acqua non era inquinata e quindi poteva essere utilizzata. Vediamo un po' la prossima.
Un altro aspetto molto affascinante che troviamo sempre all'interno è la scoperta di un palazzo, di una casa romana, una villa romana, che è questa. Ricorderei come i romani non erano solo presenti a Trieste, ma abbiamo trovato lungo la costa che da Sistiana arriva fino a Muggia, abbiamo trovato tanti, ruderi ovviamente, ville romane, porti romani, moli romani, ne abbiamo trovati tanti. Per dire uno, il Cedas, che noi conosciamo, ecco, era 2000 anni fa un porto romano che poi è stato riutilizzato ed è quello che vediamo oggi, ecco. E ce ne sono tanti altri, ecco, ne erano a Sistiana, ne erano a Grignano e così via. Anche a Muggia troviamo ancora in Punta Sottile un molo, ecco, per dire, per riconoscere questo. A prescindere da questo, qui abbiamo trovato, scavando ovviamente, questa villa. È una villa molto affascinante perché è una villa appunto romana che ha molte caratteristiche. Vedremo fra poco, ma insomma, questo discorso è che era divisa grosso modo a metà, una parte per il proprietario, una casa dominicale possiamo definirla, perché troveremo dei marmi, troveremo soprattutto dei mosaici per terra che danno sensazione di una casa molto ricca, molto nobile in qualche modo, ecco. E poi anche altre caratteristiche. L'altra parte viceversa era un pavimento in pesto molto semplice, semplicemente erano dei magazzini, ecco, quindi una villa padronale con dei magazzini, ma qualcosa ancora di più. Vediamo la prossima se mi ricordo bene. Vabbè, qui vediamo per esempio la bellezza di questi mosaici, ecco, è una villa di 2000 anni fa che dimostra come fosse una villa signorile, perché appunto era tappezzata da mosaici. Vediamo ancora la prossima, ecco, ingrandiamo un po'. Questa è un disegno, sì, del 1000 perché ha alcuni caratteri gotici, però che riflette, è stata copiata da una pianta del I secolo d.C., si chiama pianta peutegeriana, che sta a indicare come che in questa stampa, scusate, più che stampa, un disegno in qualche modo, viene rappresentato tutte le strade militari del I secolo d.C., quindi un qualcosa di interessante, di tutto l'impero, quindi tutta la zona dell'impero romano, abbiamo questa grafica delle strade. Qui quello che ci interessa è la nostra parte, perché vediamo a sinistra, vediamo la città di Aquileia. Ricorderei come Aquileia, ai tempi di Romani, aveva qualcosa come 200.000 persone, e quindi una città enorme, era una Roma, diremo così, del nord, e possiamo capire come l'Aquileia fosse allora un punto di riferimento economico, militare, giuridico, religioso anche. Trieste era, dal punto di vista religioso, secondaria, dipendente da Aquileia. Ecco, qui vediamo. In mezzo però, nella strada tra Aquileia e Trieste che troviamo a destra, troviamo quella casa rettangolare, che è quella che abbiamo visto prima, la villa romana, che quindi era innanzitutto un villone molto grande, come si può vedere, ma aveva la prima funzione, era quella di essere una sede postale, cioè i romani costruivano queste strade ovviamente in modo molto perfetto, molto corretto, molto attento, che dovevano raggiungere dappertutto. La loro forza militare e anche economica erano le strade essenzialmente, ma le strade ovviamente avevano bisogno anche delle sedi, diremo così, di riposo per gli animali, per i cavalli, ma anche per gli uomini. Ecco. Quindi questa prima è stata una sede postale, perché da Aquileia partiva un cavallo con una persona che doveva portare delle lettere, ecco, però dopo un tot periodo, dopo circa 30 km, doveva fermarsi perché era tardi, perché era stanco, perché i cavalli erano stanchi, avevano fame, lui stesso doveva bere, e quindi questo era una specie di, come si può dire, autogrill, si può dire hotel in qualche modo, ecco, dove queste persone si fermavano. E quindi è molto bella questa rappresentazione, perché noi sappiamo che era presente già nel I secolo d.C. questa struttura che potremmo chiamarla magione, che potremmo chiamarla albergo, di cui abbiamo trovato questa situazione. Ma che cos'è importante in questo elemento? È il fatto che fosse l'ultima stazione prima del deserto del Carso, del territorio triestino, perché sappiamo, l'abbiamo detto prima, che il territorio triestino, il Carso soprattutto, non ha acqua, quindi se uno doveva partire per andare a Lubiana eccetera, questa è l'ultima stazione, scusate, dove si poteva, essendo il Timavo, le polle che uscivano. Voi tra l'altro, se andate a vedere questa villa, vedete come da sotto ci sono
sono queste polle d'acqua in continuo che l'allagano anche volendo. Ecco. Vediamo poi la prossima. Quindi è molto affascinante questa carta perché ci racconta com'era la struttura del luogo in quella ora. Tra l'altro va ricordato come questa villa fosse importante perché ci passavano una strada importante, la via Gemina, che praticamente univa l'Aquileia con le altre strutture e passava anche per Trieste. C'era, diremo così, delle strutture religiose importanti. Ricorderemo che in zona c'è la caverna, la grotta del dio Mitra, che era una divinità, ma anche la chiesa che oggi troviamo a Sant'Antonio di Tuba, in San Giovanni di Tuba, era una chiesa che ha delle origini, lo vediamo anche, delle chiese paleocristiane e perfino delle chiese romane, quindi una zona religiosa se vogliamo, aveva l'acqua abbondante perché aveva il Timavo e quindi era una zona di estrema importanza perché è stata costruita questa villa là. Per pura curiosità, la via Gemina è la via che portava in qualche modo, che passava di là, era una via molto grande, potremmo definirla come autostrada. Vediamo ancora questa, sì, vediamo fissarla questa, vabbè, no, è questa. E noi abbiamo ancora questa curiosità, e cioè per la via Gemina, per la strada romana, ci sono ancora i solchi dei carri romani. Questa era un'autostrada, ecco. Se noi andiamo a San Giovanni di Tuba e ci mettiamo a cercare tra le sterpali, troviamo questo, cioè i solchi che, diremo così, questi carri romani in legno nel tempo, in anni, hanno provocato e sono ancora visibili come segno appunto di questa via. Vediamo la prossima ancora. Questa è la visione della villa dall'altro. Vorrei solo concentrarmi su quel cerchio che è al centro e poi un altro cerchio lo troviamo là. Che cos'è quel cerchio? Questo per le tante cose che la villa faceva, oltre che, diremo così, l'aspetto alberghiero, le stalle per i cavalli, c'era anche la possibilità di utilizzarle come diremo così, dei bagni essenzialmente salutari. Ecco. Quindi al centro abbiamo una vasca che permetteva appunto di poter utilizzarlo come dei bagni salutari, come saune della verità, ecco, che erano molto usate dai romani, quindi era un albergo, se vogliamo definirlo così, a tutto spiano. Ecco. È molto interessante questo pezzettino. Vediamo la prossima, se la troviamo. Non riusciremo a parlare della cosa più importante, perché ormai ci scade, ma andiamo avanti. Ecco, sempre abbiamo detto prima che l'elemento importante dell'acquedotto di Randaccio è la presenza delle polle di acqua di una sorgente, del cosiddetta sorgente locale in qualche modo, karstiche, come vogliamo dire, Sardos, il nome è Sardos, che come deriva. Vediamo la prossima. Questo che avete visto prima è diciamo così, le polle d'acqua che sono state assorbite per raggiungere in qualche modo l'acquedotto. Quello che vediamo è lo scarto che va via. Ecco, quello che abbiamo visto prima è questo che vediamo, questo qua è come era prima. Vediamo in fondo il mulino Sardos che utilizzava appunto queste fonti per poter utilizzarlo appunto come far ruotare le ruote appunto per formare appunto il frumento e la farina. Ecco, vediamo un po' la prossima. E qui è molto interessante. Ecco. Andiamo subito a ingrossare la parte sinistra. Allora, sempre dopo queste polle di Sardos, in verità l'acqua era sempre buona, sempre sufficiente, ma non particolare. Si scoprì alla sinistra del torrente, del fiume, diremo così, presente appunto a livello di Gorizia, si trovò delle polle profonde a livello dell'Isonzo, a sinistra dell'Isonzo, delle polle profonde quando? 150-200 metri, e vediamo come oggi noi abbiamo scoperto delle polle appunto a sinistra dell'Isonzo, ecco, dove noi siamo riusciti ad andare a fondo. Non si può vedere fino a fondo? Non si può? Boh. Ma, ecco, noi siamo andati a trovare quelle polle a 200 metri. Perché a 200 metri? Perché a 200 metri l'inquinamento non esiste più l'infezione batterica, è un'acqua veramente pura, filtrata. Noi quindi assorbiamo quest'acqua con queste potenti che sono presenti appunto nella zona di Monfalcone, diremo così, alla sinistra sempre del fiume Isonzo, ecco, e lo portiamo dove abbiamo trovato a quel punto
quella struttura che abbiamo chiamato l'acquedotto di Landaccio, ecco, dove, come vediamo, arriva la grande quantità, circa l'80% dell'acqua che noi consumiamo, oggi arriva dall'Isonzo, da queste polle dell'Isonzo, ecco, e però una parte sempre arriva al centro, vediamo la sorgente così del Sardos e un po' d'acqua anche del Timavo. Ecco. Queste sono le acque che noi raccogliamo, le acque che vengono inglobate, vengono in qualche modo filtrate e poi la prossima volta vedremo dove arriva. Ecco. In questo acquedotto ci sarà una grande vasca dove l'acqua viene tutta raccolta, ecco. Ci sono quindi delle pompe elettriche che lo spingono e da qui arriveremo ai filtri, che ne parleremo la prossima volta, dove l'acqua sarà filtrata, dove l'acqua sarà anche, se vogliamo, disinfettata, perché si useranno delle piccole quantità di cloro, che ha la funzione di tenere disinfettata questa zona, perché l'acqua, come vedremo, uscirà per un controllo 24 ore su 24, uscirà perfetta dal punto di vista chimico, fisico e batteriologico, quindi l'acqua è perfettamente pura, però sì, un pizzico di cloro sarà messo, perché le tubature comunque per arrivare per esempio a Trieste ci vorranno 20 km, ma da Trieste poi dovrà diramarsi di in tutti i rioni e quindi le tubature saranno molto lunghe, molto complesse e un po' di disinfettante ci vuole. Io le faccio vedere anche quella che è la foto successiva, anche se ormai abbiamo finito il tempo, che è no, il quadro più ampio. Quella di sinistra è una cosa apparentemente semplice, poi quando arriva a Trieste vediamo come si disperde, esatto. Ci sono tutti i rioni da guardare, ma soprattutto come farà, è molto interessante, come farà l'acqua a raggiungere tutti questi distretti molto lontani. Ecco, vedremo che usando la gravità è una cosa interessante. Bene, grazie al dottor Cafagna, noi ci fermiamo qui per quanto riguarda Sveglia Trieste, noi ci rivediamo fra 2 settimane. Fra 2 settimane. Grazie a tutti per averci seguiti e una buona giornata.